手のたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘だ下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用ないのにどうしてさよならだ言えたけどダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きでどれだけ強いの酒でも歪まない思いだバカみたいバカみたいほんとバカねあんた信じるが足りて強強い女プチリ切なさないの風浴びる一人に徹して三軒のしぎ虫まで前もかましましたなのにどうして見らねけだい追い去りほんまるろくた男やないソロにの指は外しますざまみろ強せすいせすのva beneまったくもバカみたいダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きでどれだけ強みの酒でも歪まない思い出がバカみたいほんまにろくな男やないソルニの指は外しますざまみろ強すぎるせぐはなのよくのもまみたバカみたいbuonasera a tutti, buonasera a tutti. Noi ci divertiamo sempre a cantare questa canzone, quindi speriamo che le nostre doti canore non vi abbiano fatto venire il voltastomaco. Noi siamo qui stasera in compagnia del buon signor Manu. C'è anche il moderatore Fabio qui presente.
Salve anche da parte non so mano come. multipensile. Allora, noi aggiustiamo un po' la webcamera perché se no poi ci arrivano Se no giustamente poi arriva le la tirate di cazziata, orecchie e non vorremmo fare più brutte figure. Quindi, allora, noi adesso abbiamo subito il Persona, Il Royale. il Royal, Dai. che sono un paio di giorni che ci pensavo, Ma perché mi sembra che un po' di fame. persona dagli. Allora, Ma da. ok. Vuoi connetterti? Assolutamente sì. Allora, rimetto solo la chat a schermo. Eccoci qua. Dai che stasera si apre, dai. Dai, dai. C'è neanche bisogno, mi organizzo la sigla perché ce l'ha da solo, quindi va bene. Oi, Gianluarto, buonasera. Lo stava vedendo prima Fabio. Io ancora lo devo dire, ho visto che c'è, ma non l'ho visto ancora, ma sto sentendo molto che è molto cazzuten. Ok, ok. Tutto bene per il resto, Gianluarto? No, domanda diventata Io non so cosa cazzo ho visto, l'Oriente conquisterà il gaming. Bene, bene, già fatto. bene, va bene. Noi siamo clienti e consumatori, siamo liberi di spendere i nostri soldini dove vogliamo. Quindi, se dall'Occidente fanno un certo tipo di prodotto, sì, Dragon Age, sto guardando te, sì, Assassin's Creed, sto guardando te, sì, Star Wars Outlaws, sto guardando te. Poi, oh, non abbiamo venduto, grazie al cazzo. Poi vedi Stellar Blade e ha venduto, Persona che vende, Re Fantazio che vende, Marvel Rivals che vende con i contenuti in game, con persone che ci giocano e uno o due domande pure se le inizi a fare. Ah, buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, noi siamo andati a scuola, c'è il problema, c'è il casino, c'è Kamoshida, che è un professore un po' particolare, diciamo. Chiaramente. Allora, noi dobbiamo rubare il cuore di Kamoshida, perché? Per come ci ha spiegato un attimino Morgana, secondo lei, se noi rubiamo il tesoro di questo palazzo, qualcosa potrebbe succedere. Sì. Sì. Quindi noi ricordiamoci che siamo figli della merda, in questo caso siamo un pregiudicato ed è la verità. Poi abbiamo visto come abbiamo comunque provato a salvare una donna in difficoltà e un pelato, non perché noi ce l'abbiamo con i pelati, No, ci ha fatto finire un attimo in galera. Noi ci troviamo qui, dobbiamo passare un anno qui in libertà vigilata, mettiamolo così, e abbiamo iniziato a frequentare la scuola. Non conosciamo nessuno, non siamo un cazzo di nessuno, No. viviamo in una soffitta che piena di ragnatele, nonostante la stiamo comunque pulendo e cercando di riordinare. Noi il cuore di Kamoshida come cazzo lo rubiamo? Domanda. No, siamo ospitati da un amico dei nostri genitori che ha un bar Che pazzo. e ci ha dato comunque la sala sovrastante per farci accomodare e farci stare lì. Perché non c'era. Non possiamo uscire la sera perché giustamente sei pregiudicato dove vai e fai una cosa e i professori ce l'hanno già con noi, quindi noi questo cuore Il primo giorno di scuola è Pisa. Si andava partiamo sempre da questo concetto qua. quindi, diciamo anche le cose. Non sei riuscito a prendere Metafor, lui lo chiama Metafor Fantozzi. Ma sì, Re Fantazio. Però ho preso Final Fantasy VII Rebirth in anticipo che mi è costato 40 euro. Ottimo, Buono. ottimo, ottimo. Quindi noi per il momento andiamo a dormire Vai. e vediamo un attimino che succede. Allora, sabato 16.
Ok, riusciamo a trovare un posto a sedere ogni tanto. Durante il viaggio in treno abbiamo del tempo libero. Chissà se possiamo trarne vantaggio. Assolutamente sì. Ragazzi, in persona il tempo è un concetto importantissimo. Ogni secondo non va perso in nessun modo. E noi quel tempo non solo lo potremmo sfruttare, ma lo sfrutteremo anche al meglio. Anche perché è facile capire che cosa potremmo fare in metropolitana. Quindi anche non conoscendo le meccaniche di gameplay comunque si riesce a intuire anche adesso che cosa potremmo fare. Re Fantozzo. Io non dico il nome per non fare spoiler, però mi sto immaginando il primo companion che prendi, solo che a posto di essere lui c'è il ragionier Filini. Quindi sarebbe un combattimento epico, Ci sì. potrebbe stare. Ok, vabbè. Allora, e i medici hanno farmaci più efficaci. Sì, sì, sì. Ti sei raffreddato? Allora, sarebbe utile avere delle buone medicine nel palazzo, visto che non abbiamo ancora abilità di cure. E Marco Fradono. Salve. Allora, Ovvio. quindi siamo a scuola. Ok, dopo la scuola ci vediamo al ritrovo. Va bene. Yeah. Dai. Ricevuto. Multa che No, arriva in raga, ritardo. no, Aspetta, no. oh, che è successo? Ok, Ho capito, professore, è una cosa importante. Dobbiamo salvare la scuola, scusateci. non lo so. Questo mi ammazza. Ehi, Professore, ehi. professore, Ehi. professore, questo non è un metodo giusto per insegnare qualcosa ai ragazzi, eh. Bravo, prof. Attenzione. Invece mi avete preso nell'occhio, questa è una denuncia. Ma no, ma scusate, ma non è normale questa cosa? Non credo, non credo. Se nega un del rispetto. Piccolo off topic, la prima volta che è successo gli ho detto tante parolacce. Ti servirà più perizia per schivarlo del tutto. Quindi ci dobbiamo potenziare. Devi essere minuzioso, devi essere... Perché noi quando andiamo a scuola giustamente dobbiamo aspettarci un gessetto in fronte da parte del professore. Giappone sì. È giusto, è giustissimo, è giustissimo. なんでだよ。あとは盗むだけなんだろ。パレスを甘く見るな。まず嘘だもんは準備だ。あのペルソナって力がありゃどうにでもなるだろ。それが甘く見てるってことだよ。下手したら死ぬんだぞ。パレスに行くのは準備を整えてからだ。準備？何かしないといけないの？よく聞いてくれたアンドナ。まずは貧弱な装備をどうにかしないといけない。 Esatto, questa è una cosa importante. Vedete qui finalmente. E questo sarà uno dei motivi per cui finiremo i soldi immediatamente, proprio subito. Subito. Ok, quindi noi dove troviamo delle armi? そんなの Nei vecchi persona lo posso dire. No, vabbè, noi pensiamo sempre a questo, immaginiamo, facciamo che non lo sappiamo. Facciamo che non lo sappiamo. Proprio qua per una mezza Dove idea ce compri l'ho. delle... Vai in un negozio, mi scusi, c'ha delle armi contro i demoni? No, ripassi domani, devono arrivare. Non penso vada così. Pochino difficile. Diciamo, armi specifiche contro i demon non penso che qui le troveremo. Non so. Magari. Gianluardo, tu conosci qualcuno che vende armi contro i demoni affini? Allora, nel frattempo c'era la dottoressa. La dottoressa Morgana ce l'ha detto, ha detto, noi comunque ci servono un po' di medicine, quindi non sarebbe male cercare di capire un attimo se c'è una dottoressa. Allora, Valutiamo questo. ecco qua, questo è il nostro quartiere. Ecco, noi abitiamo nel quartiere qui. Allora, tutte queste iconcine sulla mappa a destra sono luoghi che noi possiamo effettivamente visitare e che fanno alcune cose. Ma se ad esempio proviamo a parlare con lui, col negozio dell'usato, al momento è ancora tutto bloccato. Quindi tutto quello che vedrete, non vi preoccupate, piano piano ci andiamo a fare un attimo un giretto. Allora, la clinica è qui. Diciamo che dovevi andare a chiedere prima in giro, dove, eccetera, eccetera. Quindi, sentiamoci qualcosa. Allora, entriamo. Salve.
Mamma mia. Salve. Moglie, tu non lo sai, ma in un altro universo, in un'altra versione, sei stata nostra moglie. Ecco. Io ti avviso, quindi potrebbe scapparci la parolina carina. Io te lo Sempre, dico, Sempre. io te lo dico. Ci siamo visti alle Blanc. Vabbè. Allora. Allora, mi sento a terra. Ho avuto degli incubi, ho sognato un nasone che mi diceva cose. Ho una malattia cronica. Mi sento a terra. Generale. Mi prescrivi qualcosa per tirarmi un po' su? È collega, è collega. Dottore, venite a fatica con me. Collega. È probabile, giustamente. 診察室にどう？ Allora, entra in sala visite. Ok. どうせストレスでしょ。 Infatti sì. Dottoressa. とりあえず鎮痛剤 Va benissimo. Dottore, Prescriva anche pure con la tranquillamente. stanchezza. Vabbè, lascia fare, lascia fare. Come sonniferi? 一番の好きなもの。甘いのか辛いの。どっち？ Ah, aspetta, c'è una scelta. Allora, una qualsiasi, non hai altro, vorrei gli antidolorifici. Pressare secondo me può portare cose Ah, compromettenti. piccola annotazione che dico anche a Gialluarto e agli altri. Quando sono queste, come vi accennai l'altra volta, quando sono queste scelte un pochino più particolari, io mi fermo e faccio scegliere a tutti voi. Scegliamo tutti insieme, vediamo la risposta migliore, ma quando dovremo comunque fare... Sì. È stato... Ah, ok, ok. No, ragazzi, io ormai quando sento Lo vedo dei io. suoni in live mi cago in mano, perché nel vero senso della parola, visto gli esempi precedenti, Lo vedo che io. continueremo a ringraziare sempre, comunque, dovunque, e il Santino qui presente. Sì, quindi, quando inizieremo a avere conversazioni con personaggi importanti di trama e con cui creeremo i social link, in base alle risposte che daremo potremo prendere da 1 a 3 punti bonus. Questo significa portare avanti le relazioni più velocemente. Quindi non basatevi sulle apparenze, non date la risposta scontata, perché la realtà molte volte, in situazioni simili, è molto diversa da quello che voi credete. Quale avevate detto voi? Io ho gli incubi. No, gli incubi non la Io posso volevo gli mettere più. incubi, quindi non lo so. Secondo me. Tanto è la risposta porta sempre a quella successiva, quindi non cambia, non è ramificato, non è ramificato. Allora, direi antidolorifici. Allora, visto che prenderemo delle Non botte, lo so, aveva detto non ce li ha. allora, senti, dammi una pillolina, qualcosa. 嘘。そんなのね。 Solente no. それより本題に入らないと。 Non prendiamo il Vabbè. Dottoressa, basta soltanto che non vi confondete e mi diate il Viagra mentre, no, perché ti trovi il demone davanti e succede altro, non penso che aiuti in certe occasioni. Allora, no, dottoressa, siamo arrivati 4 Ha giorni detto fa. che tu sei qua per le voci che girano e sì. Vabbè, siamo qua che abbiamo sentito che era una dottoressa, vabbè. その年では Dottore, io ho anche il terzo fine, se lo volete sapere. 今時の高校生も大変ってわけね。 Lei è molto più grande di noi, attenzione, Di lui. Di lui, di lui. Vabbè, noi siamo lui in questo momento. Mi tengo 26 anni, prossimi 27. Senza problemi. 面倒なさそうだからあCome si chiama? みたいなもの。 Film della Pixar, quello delle emozioni dentro fatti inside out. Inside Out. Inside Out. Ecco, noi siamo l'inside out suo. Cioè, noi lo stiamo muovendo Sì. nel vero senso della parola. Per te sarà una vita Mi dura. aiuterebbe molto, mi aiuterebbe Allora, molto. sì. Io grazie, sono una prego. cazzimma. 話が早いね。私オッがケー助かる。 Ah, Allora sei già で ma. も変な子だね。 io sono il Jimba. No, no, non vale. Emozione La Jimba. cazzimma d'emozione. どうでも Non saprei. Allora, あなたが tutto a posto. 事故を起こさない tutto a 間 posto. は Trovato. Io lo so la rabbia solo io. Va bene. Allora, lei ci vende queste cosine qua. Allora, Ok. 50 HP di recupero, 100 HP di recupero. L'unguento per fiamme, congelato e folgorato. Vertigini, amnesia e sonno. Furia, soggiogamento, confusione, paura, disperazione. Questi sono tutti status negativi. Secondo voi? Guarda, perché lui si vede qui e qui non si vede? Che fine Non lo 2 so. secondi andava? Ecco.
Perché mi stanno uscendo tutti i video delle testimonianze di Danilo Nuccini sul processo di Calciopoli? Non lo Non so. lo sappiamo, Francesco. Non lo so. Non lo sappiamo, Non lo so. però, Allora, visto che io aspettavo tu venissi e aspettavo anche che mi mandassi il tuo titolo per annunciarlo ufficialmente in live, io inizio a dire a Gianmarco che insieme a Francesco si è pensato un attimino a qualcosa di bello. Ci sarà la serata a tema Francesco, ossia, no, no, è seria, è seria. Francesco mi dirà un titolo, io non farò domande su che genere è, quello che è, che cos'è, non vedrò video, non vedrò immagini, non vedrò niente. Io lo prenderò, lo scarico, lo proviamo in live e vediamo Francesco che cosa ci consiglia. Va bene. Ok. Così poi non dice che lo tratto troppo come un Golbat. Quindi io... vedi. Lo golbiamo, spesso. Allora, noi abbiamo i soldini che ci siamo portati da casa. Sì, la paghetta. La paghetta, i soldi che avevamo conservato. E poi la ci pacchettina da stanno me. i 5 questi dal pacco da giù. Che ci sono arrivati dal pacco. Quindi io direi facciamo un diplomatico 5 di Sì. tutto. Almeno per iniziare. 決まったのどう決まったのはい Da notare i soldi come scendono vertiginosamente. Mamma mia. Allora. Per il momento siamo messi Allora sì, bene. va più che bene. Dai. Tanto sto gioco, se te lo vuole buttare nel culo, lo butta nel culo. Allora, per... Altra cura. Sì, per farti capire la mia scala di valori, il mio cervello come sta ragionando. C'è già Luarto, viene da Michele. Devo fare bella figura, devo andare un pochino più safe. Devo spendere un po' di più. かな Secondo me sta solo. Fa bella figura con Gialluarto soprattutto. どうも Aspetta. Lascia fare. Ah. Ci fa i complimenti, ci tratta bene, quindi offriamogli un contenuto di una certa importanza, ecco. Tanto, come hai potuto vedere, finiscono subito e queste cure dureranno un quarto d'ora se ci va male. 決まったの Sempre così. Bastano 2 fight che entrano male e è andata, è fatta. お大事に Anche che non ci abbiamo né magie di cure né magie di togli stato perché siamo all'inizio, quindi non Proprio abbiamo nulla. molto, molto... Oh, c'è un ominide. C'è un ominide che è entrato dalla dottoressa. Sì. Ehi. Ehi. Piede d'atleta. Che sta succedendo? Pallone da chi? Oi. Ehi. Ehi. Oh, attenzione, Questo attenzione. è l'or. Mm. Ehi, attento. Ehi. Non è che sta cercando il Viagra, scusa. Non credo sia. Mai dire mai. Oh, super stimolante, sta cercando il Viagra questo, raga. Secondo me ha sbagliato farmacia, secondo me. Così non è il Viagra comunque. Capito? Mi dice super stimolante, Non è io uno il super- dubbio me lo È faccio. un vasodilatatore che è ben diverso. Ah, vedi, vedi? Ringraziamo Gianmarco per la spiegazione medica. Ne vendo Grazie mille. zeffe. La gente ha problemi di pene, evidentemente. Cosa devo dirvi? Una scatola di Viagra costa 80 euro chi le vive. Guarda come snobba la chat questo streamer. No, ti ho risposto deficiente. Ho anche annunciato la cosa. Ti abbiamo risposto in 3. Se tu sei Io sordo. non ce la faccio. Non Guarda, ce la tutte faccio. persone, guarda. No, aspetta, è successo qualcosa. Benvenuti ragazzoni. È successo qualcosa? Sì, No. cioè, che ti riferisci? Dico agli altri. Ah, sta salutando le altre Guarda, persone guarda, in generale. Lui è Vabbè, una persona. 4. Oh, c'è qualcuno. Ci siamo fatti un attimo scoprire dietro la porta, quindi Una moneta. andiamocene su. Allora, accidenti, ci hanno quasi scoperti. Non c'è valgo. Allora, comunque la dottoressa stava sviluppando qualcosa di forte, quindi no, dovremmo usarla. Aspetta un attimo. Cattivo tu, Sembra sospetta. Allora, manteniamo il segreto dei ladri fantasma. Ok, quindi comunque abbiamo trovato già delle cure e un problema l'abbiamo risolto. Ah, Ottimo. Ottimo. giustamente. Noi, visto che già abbiamo utilizzato nel palazzo un'arma finta giocattolo e i nemici l'hanno scambiata per una reale, niente ci vieta a questo punto di prenderne altre e sperare che non si rendano conto del trucco a questo punto.
Anche che più che altro non possiamo girare con armi vere per la No, ma non credo Credo proprio. che in Giappone questo Non credo, non credo. Soprattutto tu che sei in libertà vigilante. Allora, per ora fila tutto liscio. Stiamo. Sì, vai. Allora, adesso andiamo a dormire. Domani mattina è domenica, non c'è scuola, quindi si va subito a comprare le armi, proprio Dato subito. che questi ragazzi stanno solo fino alle 6 di pomeriggio a scuola praticamente. Ecco qua, Magari domenica non- 17. casa. Cioè, Ok. ma secondo te perché la loro società funziona? Vero che si succede un sacco di gente. vero? E io poi sai pure che devo dire? Dici un po'? Io in questo posto, Tu ci sei questo stato. posto, con Lo lo so, stronzolo, io e Guarda, lui là, lì. là dietro, là stavi seduto tu, là, vicino alla zona fumatori. Sì, Ehi, sì, zona fumatori. sì. C'eravate voi? Vabbè, lui forse no, Francesco. Tu, Peppino. qualcun Io altro. sogno di tornare qui sotto il braccio di quell'omino lì dopo anni e continuare a divertirci ancora insieme perché gli voglio bene. Circa. Pezzo di merda e si fa dire pure le cose carine in live, vabbè. Tu fuma una sigaretta là? Pezzo di No, stronzo. si può fare. Allora, Donor Central Streets. mo se non scrive qualcosa di carino in chat lo banno. Oh, c'è un oratore. Fare un ciarlatano. È un politico. 演説なんて別に珍しくねえし Francesco, qua ci vediamo. No, io aspetto, mi va bene. Mi sa che era arrivato Va qualcosa, ma si dice... Ti voglio bene pure io, va bene. Anche noi Va ti bene. vogliamo bene, brutto Pezzo di mostro. sgrondel che non sei altro. Sei ultra... Allora, aspetta, fammi vedere se posso osare una cosa. Fammi vedere un attimo, aspetta. Guarda che non è una bella frase, da dire questa, Francesco. mo' incinto. Cosa? Enzo. È in ritardo. Ok. Penso che lo posso spingere un pochino di più, aspetta. Allora, ho messo latenza ultra bassa, adesso vediamo un po' se regge il tutto. Fai quello. Allora, noi adesso dobbiamo andare al negozio d'armi. Allora, ci passo tutti i giorni con Persona 5X oramai qui in mezzo. Dove? È perché visto che qua c'è il ritardo, c'è la cosa che avevo selezionato l'altra finestra, quindi questa qua si ferma. Siamo fermi. Ragazzi, aspettate, fermi, fermi. Quella che importa è questa qua. Eccolo, eccolo. Noi gli si era bloccato anche lui sul telefono. Sì, perché come vi stavo dicendo 2 secondi fa, visto che sulla live c'è qualche secondo di ritardo, se io qua ci metto qualche minuto a fare una cosa, è normale che voi dovete perché aspettare un tu sei paio di andato qua. minuti. Sì, Ah, sì, ok. Ah, quindi a così esce quando vai sull'altro, fai l'altro, cioè si blocca Sì. proprio. sì, che Ok. la scheda non resta attiva. Quindi è proprio tutto a boh, posto, è fatto. tutto a posto. Prendi Mo il da tuo- adesso aspetto un paio di... un minuto dovrebbe essere. Mi sembra strano che sta andando così in ritardo stasera. Però vedi che va tutto tranquillamente. Facci sapere anche tu, Francesco, come ci senti. Se va tutto bene. Allora, il negozio è qui. Sì, Untouchable. bello. Allora, salve. そういやお前ミリタリーまあ店員におすすめとか聞Tu non ti preoccupare, cioè abbiamo Fabio detto che è esperto. Scusi, di ha armi e fucili, pistole. Guarda. Salve. cose. Io lo Ecco. conosco. Allora, Lo conosco, allora, questo signore. eccoci qua. Sicuro. Ah, così. Ok, sta andando tutto bene in live, c'è qualche problema? Fatemi sapere un attimo. Che vedo Chrome che rompe un po' le scatole stasera. Ok, tu lo vedi bene? Ok, a posto. Allora, Francesco, ci sei ancora? Che magari non mi ha sentito. sì, c'è un problema con i messaggi che arrivano un attimo in ritardo. Vedi, si attiva prima qui e non Sì. mi esce Ho niente. visto infatti. E poi qua. Forse dovresti eliminare quella sopra impressione. Tutto a posto. Ok, no, vabbè. Ho capito io cos'è. Chrome che sta dando problemi e ritarda le due cose. Domani mattina mi metto No, e no, aggiusto il Chrome. tutto. Scusa. Ma noi continuiamo lo stesso. Allora, questo è il negozio. Sì. Ha comunque belle cose già qua No, dietro. è un bel Io uno di negozio quelli software. nel palazzo lo porterei. Sì. Manager scontroso. おすすめだてめえで
No, non fa così. 不親切じゃね Io vivo e muoio per i biondi che non ci vogliono stare, sono sempre stati i miei personaggi preferiti. お Ah, ー Quindi un Ryuji, fan- Ryuji è 車の話すんじゃねえよ parenti illustri. Lui è cugino di Junpei. Sì, sì, alla lontana, sì. ギおいーラじゃねえし nipote forse. こないだここで買ったしこんな野郎 Ryuji miglior PG. Ci sta. Io mo devo di sta cosa, però Francesco si incazza. Dilla, dilla. È uno dei pochi personaggi su Persona 5X che ho potenziato al massimo al grado 6 e tira delle Ma è ceffate canonica questa cosa. assurde. Assurde proprio. E attenzione, attenzione. Sì, sì, sì. Sì, sì, tanto dobbiamo solo fare 4. Anche perché c'ha un tatuaggio sul collo. Sì. Allora, saremo attenti. Ecco, ora arriverà la sua risposta. Ci può. Yusuke era un cugino più di secondo grado. Cioè, menava e crittava. Sei proprio pratico. Lui, Ryuji, sarà proprio il cugino proprio di primo grado, sono cresciuti insieme. Poi si sono allontanati, però hanno in comune che critteranno tantissimo. Yusuke era quello là col motorino, eh. Era l'amico col motorino se si schiattava nella monnezza. Allora, il nostro amico gentilmente ci ha dato 5.000 yen, visto che giustamente siamo nella stessa squadra, e quindi possiamo comprare qualcosina. Vabbè. Meglio scambiare Bravo un amico Francesco, che ti piace, bravo, un personaggio. bravo Francesco. Vai. Allora, possiamo comprare Sì. armi a distanza, armi da mischia, protezioni e accessori. Allora, le armi da mischia aumentano la potenza dei tuoi attacchi normali, utili per sconfiggere i nemici senza usare abilità. Le armi a distanza aumentano la tua potenza con le armi da fuoco. Queste armi infliggono più danni di quelle da mischia e sono utili contro i nemici più resistenti. Le protezioni riducono i danni subiti e sono essenziali per resistere più a lungo in battaglia. Gli accessori hanno vari effetti, come la difesa dalle alterazioni. Le protezioni riducono i danni subiti per lo stato in cui siamo e o ci compriamo subito delle protezioni o noi non avremo vita No, in tempi brevi. il miglior ribellino. Assolutamente no. Ah, È il miglior ribellino fancazzista dell'ANAS? Io. almeno è autocritico, soprattutto Su ammette. questo sì, su questo sì. Allora, vediamo un po' cosa offre il menu. Super francese. Allora, congelamento debole è un 62. Allora, 52-58. Fa un po' male agli occhi questo verde. Mamma mia. Allora, Anche la luce. noi iniziamo a prendercela e ce la equipaggiamo. Il Kukri. Quella vecchia non ce la vendiamo ancora. Forza più 1. Lei cambiava Vabbè, è un po' eccessivo comunque, onestamente. Un po' troppo. Un po' troppo. Ok. Ci sta. Allora, Se non c'è il bello ribelle. No, capisco. Morgana, Eccessivo. le mettiamo il falcione. E a lei le mettiamo la Fundokusari, catena con un peso a un'estremità. Anche detto fallo retrattile. Potrebbe, potrebbe. Allora, e le armi ci siamo potenziati. Poi, compra armi a distanza. E i soldi, già che erano, già non ci Già sono spesi più. 15.000, lo sì. Allora, quindi io direi, compriamo l'arma Joker Scende la precisione, però vabbè. e andiamo a vedere prima le armature, perché se no ci fanno... Tu poi Totò Peppino e la mala femmina idem niente biondini. Cioè scusate, Totò Capito? Peppino quindi Però poi merda, Francia, fammi capire. non ti permettere proprio, ti tiro le orecchie da qui fino all'anno prossimo. Allora, Francescone. prendiamo prima le difese a tutti. Anche perché noi siamo a 22. Che fai a 22? Morti. No, Quindi... no, ci spaccano i denti. Allora, imbottitura alle spalle. Non vendere niente. Imbottitura alle spalle. Maglione per gatti, perché giustamente Morgana, per quanto voglia negarlo, è un
gatto. Dottata i biondini ribelli. Sì. Sì, vai. Ma è la Prima o serata poi, dei biondini Francesco, ribelli stasera. No, ho capito. scampiate Camicetta della fiducia. subito. E resiste all'amnesia. Ottimo, ottimo. Allora, Abbiamo il biondino ribelle anche noi qua, Francesco, ma tu non lo conosci. dottor Tecchio. No, non è Anche no, lui, Ricci. anche lui. Ah, ok, no, per me il biondino è Carmine Tecchio. Ah, ma Carmine Tecchio. Ognuno nella nostra vita ha un biondino ribellino, eh. Sì, però il cioccolato. Non lo so, non so, non credo. Vabbè. Sì, Allora, qui ci vendono solo resistenze. Comunque, bro, ho speso 500 spara-euro subito, Sì. In realtà, secondo me, è anche basso il prezzo volendo fare. All'inizio sì, ci stiamo un attimo tenendo. Allora, fucile. Sto tenendo, ho speso il 95% del tuo patrimonio. Sì, fidati che questo è Allora, Caterina fionda. il biondino, voto. Il gioco là che tu tieni a Caterina con la K. Allora, Ann si deve fare un attimo a piedi perché ci siamo rimasti con 1000 yen. Quanto avevamo 10 minuti fa? 46.000. No, però all'inizio 100.000. 100.000, sì. 610. Finiti. A posto. 1000. A posto. Va bene. Oh, però ti è captato tutto in medicina per dire. Ok, non compra repliche degli altri. Teniamolo bene a mente. Va bene. No, no, no. Va tranquillo, noi dobbiamo fare tutto. Allora, per le pullate di Persona 5X posso chiedere a te o devo entrare nell'altro gioco? No, nell'altro Grazie mille. persona, è il, Grazie mille. è l'universo Ho detto Spider-Man. mi trovo, pullo un attimo, hai capito? No, non è. Va bene, ce ne cioè, ha pure il coraggio di dire ce ne andiamo dopo che abbiamo speso 50.000 yen, qua dentro ce ne vogliamo già andare. No. No, non è vero. Mi avete abboffato la minchia a voi e sto catering ogni volta, quindi a questo punto suca. Assuntivo. Allora, e qui c'è un pochettino il problema che sta succedendo in città, ossia ci sono persone che all'improvviso perdono completamente il senno e fanno cose che stanno provocando molti morti, come l'incidente in metropolitana che abbiamo visto la volta scorsa. Arrivederci. Ma mio fratello. Questo è il supervisore. Come se fosse una specie di zio, mettiamola Sì, così. è l'amico di famiglia, va. Ciao. Lui è lo zio. Lo lo zio. zio. Sì, sì. Lui, se ti ricordi, che figlio, no? Diceva sempre che la sua なんだ今なら皿の一枚でも洗え No, per non fare spoiler, hai capito? Ah, no. È perché il microfono prende, dovete un attimino di tararlo per non far venire le voci sotto, così potete parlare pure voi liberamente. Allora, come vanno gli affari? Sarebbe stato un mondo spaziale. Magari lo era in giovane età, Francesco. Capito? Non sono fatti tuoi. Oggi, ma non ti servono una mano? C'ho 2 caffè, qualcosa. Niente. Lo zio è Chicken. Più o meno, più o meno. Ha anche il cappellino. Sì, ce l'ha. Sì, sì, sì. È proprio, sì, sì, è un po' giù. Un po' più asciugato. È il mio nascondiglio personale, ma fa che c'ha pure lui quelli che in gergo si chiamano cazzi? Le cutscene? Potrebbe essere. Va bene. Avelino. Vabbè, Ciao, sì. vabbè, noi andiamo a letto a questo punto. Allora, sono andato in ospedale a trovare Shio, che ricordiamo, visto che il professore porco ha provato a farle qualcosa in classe, lei non ha retto più e si è letteralmente buttata dal tetto. Sì, sì, sì. No, ma Persona va sempre leggero sulle tematiche, soprattutto. Sempre tenuto tranquillo. Allora, per fare un riassunto e far capire pure a Fabio, sta uscendo fuori che c'è il professore di ginnastica che con la scusa dell'essere un campione olimpionico e aver portato la squadra della scuola ai campionati nazionali, in quella scuola lui fa quello che cazzo gli pare e piace. Prende gli studenti, li picchia e li fa allenare all'estremo e con le ragazze puntini, 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 ti lascio immaginare. Dicendoti soltanto che nel palazzo, che è la proiezione mentale di come lui vede quel luogo, la palestra si chiama la palestra dell'amore. Puntini, puntini, puntini. Quindi È un'altra tematica molto leggera e tranquilla. 2 più 2 fa 4 e Francesco è lezzo. Di queste Molto. certezze noi ne siamo certi. Quindi il problema non c'è. Allora, pulisci la tua scrivania.
Ah no, è del tavolo di lavoro, qua. Va bene. Ok, puliamo la scrivania. これで好きな時にいつでも作れる。 Ok, possiamo costruire delle cose. Allora, c'è il tavolo da lavoro dove possiamo creare comunque un paio di oggetti. E possiamo fare dei grimaldelli. Una sera c'è entrato qualcuno. Avevo detto, no, forse c'è qualcun altro in ascolto. Sì, noi facciamo sempre, li Buonasera. facciamo autosalutare dal bot. Poi se hanno piacere di dirci Francesco, qualcosa, saluta tutti. con piacere. Francesco è là, detto i saluti. Ah, chi sto Francesco, fammi un Allora, fabbricare strumenti di infiltrazione. Con i giusti materiali puoi fabbricare degli strumenti di infiltrazione che possono esserti utili quando esplori i palazzi. Assicurati di portarne alcuni sempre con te. Fabbricare strumenti farà passare il tempo, ma migliorerà la tua perizia. Ogni volta che questa aumenta, potrai fabbricare uno strumento aggiuntivo. Durante il cattivo tempo potrai concentrarti maggiormente e realizzare uno strumento aggiuntivo. Visita più negozi che puoi per trovare nuovi materiali. Quindi noi dovremmo tenere in considerazione non Sì. solo le giornate, non solo il tempo, non solo quello che dobbiamo fare, dobbiamo procurarci pure materiali e cose varie. Certo. 考えるな。習うより慣れろ。 Ricordandoci a questo punto che quando piove ci conviene fare una bella scorta di grimaldelli soprattutto, però noi siamo studenti precoci e già da casa Sì. avevamo 10 grimaldelli. Ce li ha mandati Paolo. Francesco, ho paura. Guarda, Si esce un po' più spostato a ok, si è aggiustato. Grazie Francesco, grazie. Allora possiamo Vi fare. dedico un haiku. Va bene, Francesco. Eccolo qua, arriva. Allora possiamo fare i Go M, strumento che ti permette di ritornare all'entrata del metaverso, e questi ci salveranno molto probabilmente. No, dobbiamo fare prima un grimaldello, 最初はみんなぶ che giustamente questo è il tutorial e il primo Fai il lo dobbiamo grimaldello, fare per se no- forza. Ho fatto un grimaldello. Che ti ha scritto un haiku sotto, però non si vede ancora, sta là sotto. No, aspetta, no, la chat non capisco proprio perché non sta andando. Intanto in Esumoto. Ah, beh, enuncialo Vincenzo Online, giochi e risate danzano, la chat si accende. Due Posso- punti, posso- no, a chat non sta yen stasera, Francesco, proprio zero. Posso dire, forse anche... E ieri andava, mo non capiamo il perché Bello, di questa cosa. infatti, Francesco, molto molto bello. Grazie. Vedi che gli ho fatto bene a mettere artista del canale. Allora, abbiamo preso un po' di perizia. これで準備は整ったな。明日からいよいよパレスだ。 Ok, va benissimo. Ho letto. Allora, Ora ne- lunedì 18. Insomma, ehi. Eccolo qua il pezzo di merda. Sì, 急いで教室に行けよ pezzo di stronzo. Buongiorno. Ma vaffanculo. もうじき退学だってのにあ首相なことだ Allora lui è stronzo. Ma io ti spezzo il collo. Proprio usciamo da scuola e ti spezzo il じ collo. ゃあ本日 Allora. もおしまい君ちょっといい Puoi dirmi tutto quello che vuoi, prof. Che cosa abbiamo fatto? Guarda, nel secondo haiku, すぐ Sì. 済むから Ho paura. Ok. Prego, professore. Eccolo qua. Ma che Oh! Che sta succedendo, ragazzi? Ecco. Già fatto la spia il pezzo di merda, capì? どうも Allora, なんだ吉沢こいつと知り合いなのかはい。 lei l'abbiamo vista in metropolitana un paio di giorni fa. やめておいた方がいい君の輝かしい未来に傷がつくさっき話しただろうこの学校には関わらない方がいい生徒が何人かいるその筆頭がそいつだ全力町の転校生 Capì? Non abbiamo fatto niente ancora. Dacci un attimo di... 指導室入らせてもらって Bello, pensi? Recitano. Allora, aspetta. Finiamo la cutscene di storia e la leggo. Allora, tu sempre più pezzo di merda. Vabbè, Ciao, bella. arrivederci. Mi piacere pazza. 入って Professoressa, scusateci, ma c'era un attimo uno stronzo. Allora, si fermi. 鴨志田 Il pezzo di merda può aspettare. C'è un attimo un nostro amico che ha dedicato una cosa. Allora, Gianmarco, lo vuoi leggere tu, vai, giustamente? lo leggo io, dai. Gianmarco sogna. Dribbling e gol nel vento. Campione in campo.
Golbat. Quello è tra parentesi, non si legge, non è arrivato. Dopo questo momento di Però vedi, altissima sempre molto prosa. a tema, No, mi piace, no, mi ci sta, piace. ci sta. Sì, 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 mi piace. Ah. Grazie Francesco, grazie. Professoressa, dite, cosa è successo con Kamoshida? Sì, vabbè, è successo. Non diciamo Cos'è? palle perché lo sa. Perché lo sa. Professoressa, さ perché? っきのこともあるけどちょっとね今朝お小言もらっちゃったの君の名前 Perché è stronzo? 監督 E non è un'offesa perché abbiamo visto che lo è davvero, Di quindi merda. se ci sono le prove che sei stronzo, io ti dico che sei stronzo. 騒ぎを起こすような真似はやめておきなさいよそれとさっきの女子ちょっかいとか出してないよね Professoressa, siamo da 4 giorni, non sappiamo niente. Certo che no. Aveva un bel fiocco, そうね così. 坂本くんとも付き合いあるみたいだし鴨志田先生にも目をつけられてるそれに吉沢さんも君ってもしかして体育会系の人に縁があったりするごめん冗談話をしまえ Io mo le vorrei dire a lei, professoressa, noi siamo arrivati da 4 giorni, dovevamo fare un anno di scuola, stiamo combattendo contro i demoni, già questo sarebbe un attimo una cosa particolare. Hai visto che c'è la demo di Stronghold Crusader Definitive Edition? No! Avevo visto su Steam che hanno messo il festival dei giochi strategici, però non mi ero andato a vedere la pagina con calma. Che cazzo ha scritto Francesco? Che cazzo sta facendo? Allora aspettate un attimo, fermi, che ha scritto Francesco? Allora, nel castello alto dove il sole splende guerreggiano i forti con ardor sincero, la strategia in mente, il cor si accende. Fermi tutti. Allora, tra dune e sabbie il nemico è fiero, con arcieri e spade l'assalto avanza, la vittoria attesa un sogno intero. Oh, crociati valenti in danza e speranza, costruite fortezze proteggendo il regno, la gloria attende nella sfida e franza. In terzine dantesche. Cosa cazzo? Giallo Arto, io ti avevo avvisato. Io che. Allora. Io spero di farvi capire che quando vi dico una cosa vi dico veramente sempre la verità. Io ti avevo avvisato che Francesco era un animale strano e particolare e di non preoccuparvi. Ma tranquillo. Bella comunque, Francesco. Oi Ray, bonsoir. Ciao Reagan. Voi Sì. quando vedete Alistair che dice qualcosa, fatelo parlare. Un Sandra? Lui è una persona molto cara, che a noi fa molto piacere sia qui e si intrattiene con noi. E diciamo è come dobbiamo tenere un po' un cane a Ma portare a fargli i suoi bisogni, quindi noi lo lasciamo un pochino nella chat libero. Lui pure se dice qualcosa, tranquilli. Persona di fiducia e persona seria, pezzo di me, però comunque persona a posto. No, no, gli vengono tutte così, gli vengono tutte così. Esatto, annuite. Annuite. Se vi dice una cosa e vi consiglia un gioco o vi dà qualche parere personale, per quando possa sembrare un pochino un troll proveniente da Harry Potter, fidatevi, se prova a darvi un consiglio è per provare a farvi capire qualcosa. Poi è aggraziato quanto un elefante in una cristalleria, però cioè personcina a moto. Ragazzi, io ho fatto fare sta cosa lì a che cazzo significa Franz. Ecco, poi io gli faccio i complimenti che era tutta farina del suo sacco, poi avete utilizzato l'intelligenza artificiale. Allora, scusa. signore e signori, Francesco, ragazzi, ma cosa volete di più? Ma ditemi voi un altro canale con un Francesco così dove lo trovate? Pare che sono cappate le vendite del canale, così però. Vabbè. Naccia la miseria. Cioè gli faccio i complimenti all'intelligenza artificiale, ma lo vedi che sei un poldol? Un po' scorretto. Scusami, sta facendo fare una bella figura con i ragazzi, sei caduto così. Allora, qui c'è il primo scolio di persona. Se non riesci a portare a termine il piano prima della scadenza, scatterà il game over. Stai sempre attento al tempo che resta a disposizione. I palazzi contengono molti nemici potenti, consultati con i tuoi alleati e sfrutta le diverse strutture presenti in città per garantirti un'infiltrazione vincente. Signore,
signorini, signorine e di qualunque genere voi siate, benvenuti su Persona 5 Royal. Il gioco si sta aprendo. Se hai del tempo libero e non sai cosa fare, premi menu visualizzazione uguale select del vostro pad per aprire il comando assistenza e vedere cosa puoi fare e chi puoi incontrare. Se le funzionalità di rete sono attive, possiamo vedere sui server di gioco, in base alla giornata del gioco, quali sono state le scelte delle altre persone, quindi possiamo farci anche un'idea grazie a quello che hanno fatto gli altri. Guarda che ne è arrivato proprio al momento giusto. Sì. Il registro delle attività è uno strumento che ti aiuterà nel tempo libero. Per saperne di più consulta il tutorial. Ma noi andiamo avanti. Allora, in alto a destra è apparso il tempo limite. Giorni mancanti all'espulsione 14. Noi abbiamo da questo momento, lunedì 18 marzo, abbiamo 14 giorni per rubare il cuore di Kamoshida. Da qui a come decidiamo di completare questo obiettivo, la scelta su quello che vogliamo fare sta a noi. Alcune delle scelte quali sono? Togliti da mezzo che stiamo spiegando un attimo la cosa. Allora, rete, così vi faccio capire subito. Nella giornata di oggi alcune delle attività, perché poi andando avanti col gioco aumenteranno e anche un bel po', possiamo fare queste. C'è qualcuno che ha studiato in biblioteca, c'è qualcuno che è andato alle gabbie di battuta, qualcuno è uscito con Takemi e altri sono andati al palazzo. Noi adesso possiamo fare qualunque di queste cose, decidendo per bene come spendere il tempo libero che abbiamo. Abbiamo l'obiettivo, sta a noi decidere come fare. Che cazzo facciamo? Cioè, questo poi è per capire un attimo pure tra di noi. Vogliamo partire col Pene Rectus? Io farei come il Fantazio. Si sblocca. Diretto, si va. Fino al Ok. cancello. Allora, quello che però comunque possiamo fare è comunque iniziare un pochino a girare per la città. Sì. Che durante gli spostamenti nella mappa e nelle zone di gioco il tempo non avanza. Quindi noi possiamo andarci a fare un bel giretto. Al momento abbiamo pochissime stazioni, possiamo andare a Shibuya, quindi ci andiamo a fare una passeggiatina. Allora, La fissa prima di tutto, cioè, detto Ray che... è quello anche una cosa che a chi piace la fessa è una cosa chiara e palese, Poi nessun il Fallon, problema. no? Poi il Fallon, poi sostituite fessa con quello che a voi piace e vissero tutti felici e contenti. Allora, e possibilmente appagati, perché poi se dovete trovare qualcosa, trovate qualcosa che vi soddisfi e che provenga da persone che si impegnano in quello che fanno. Se dovete fare una cosa tanto per o arronzata, ragazzi, risparmiate. Allora, c'è una libreria. Ecco qua, una delle cose che possiamo fare è leggere dei libri. Bestseller sulle pulizie, la perizia dell'autore merita di essere studiata. Vabbè. Storia di Buchiko. Vabbè, a Cico, però. Va bene. Cico. Storia toccante di un cane e del suo padrone. Piena di gentilezza. Va bene. Piena di gentilezza. Arte della persuasione. Impara da un gran rubacuore e acquisisci il fascino per sedurre chiunque. Allora, Non lo so. visto che tutti noi siamo tutti presenti, tutti testimoni, tutti così, abbiamo deciso la volta scorsa che facevamo l'Harem Road ed eravamo tutti d'accordo, senza nessuno escluso, proprio No. non c'era... No, Io me la ricordo così. bugia. Possiamo andare a rivedere la live. Ragazzi, voi ricordate che era così? Io ricordo che era così la cosa. Facciamo. Io ricordo che l'altra volta abbiamo detto tutti sì, dai, facciamola. Vediamo questa cutscene. Sì, sì, sì. Andiamo a prendere l'acqua, dai. Facciamo saltare tutto. No, aspetta, ma voglio sapere un attimo la chat pure, perché voglio vedere se ricordo io male. Sto caricando l'esplosivo. Voglio vedere se ricordo io male o se per caso ricordi tu male, perché c'è questa possibilità qua, Ma Gianmarco. sono assicurato al 99.9. E mi fai muro. Che io mi E mi fai muro, Gianmarco. Gianmarco, e mi fai muro. Dai, per piacere. Nessuno ricorda sta cosa? Va bene, ragazzi, vabbè. Vabbè. Godo. Mi sono perso di cosa stiamo parlando. No, perché l'altra volta, settimana scorsa, decidemmo che su Persona 5 Royal
avremmo fatto l'harem route, quindi portando avanti tutte le relazioni romantiche con tutti i social link femminili, e qui qualcuno, c'è qualcosa che stavo facendo fare lì, è una poesia su Fabio in stile carolingio. Sto facendo una poesia per Vabbè, vabbè. Quindi tu dici che non è così? No, sono sicuro al 100% che non sia così. Vabbè. Perché c'è la live. Vabbè, io me la ricordo. Vedi, lui era harem. Poi, allora, siamo in due che ricordiamo una cosa. Io però il Tu ricordi male. Tu ricordi male. No, io ricordo molto bene. C'era la possibilità di non essere sgamati dalle smorfiose. Aggiungo che... No. No. Allora, Non Gianmarco, c'è. però tu devi capire il contesto. No. Non c'è. Abbiamo detto pure prima. Allora, stanno arrivando persone nuove. Dobbiamo fare bella figura. No, questa è una brutta... Ma se una persona mi fa una domanda sul titolo, io devo rispondere. Faccio una brutta aspetta. figura. Francesco l'ha cercato Fabio, cosa vuol dire Franza? Viene dal tedesco e vuol dire libero. Dal nome Frank, che significa libero. Io gli devo rispondere a Ray. Scusami. Allora, A quanto pare, Francesco, A quanto- quando noi decidiamo di proseguire, perché noi con i personaggi femminili, portando avanti vari livelli, arriveremo ad un punto dove ci sarà il bivio. Sei solo un'amica, sei la donna della mia vita. Se tu scegli sei la donna della mia vita con tutte, fino a quel momento dove accadrà una cosa, tutto a posto. Vai tranquillo, sei insgamabile. Poi non so se ci sono piccole battutine o frasi nel frattempo, perché non l'ho mai fatta. Quindi direi, visto che ne siamo un pochino in più, hai capito? No. Noi la facciamo, diamo modo pure di... Niente. Vabbè, ci pensiamo. No, no. Ci pensiamo. Allora, No, non c'è nulla da pensare. negozio di videonoleggio. Video noleggio un po', dai. Non abbiamo neanche una televisione, giustamente ci facciamo nel mazzariello. Allora, c'è un distributore. Allora, 10 HP però a pitch. ma guarda, ne prendo uno Per ridere. che Francesco penso si ricorderà che io quando eravamo lì, cioè qui, io come vedevo un distributore, io poi sono vecchio, sono Prendi- stanco, cammino, no, ma io mi dite sempre che sono vecchio, no, io se vedo qualcosa da bere devo bere. Significa cosa? Ogni cazzo di distributore mi ferma. Uguale. Allora, c'è una creperia, Bello. c'è il negozio d'armi sulla Ah, c'è un destra. messaggio comunque. Ragazzi, chi è? Pronto? Chi è? Stavo usando il pulsante di Persona 5X. Ok, palazzo? Che facciamo col palazzo? Ragazzi, momento, decidi più tardi. Aspetta, ragazzi. Bro. Allora, Beef Ball Burger. Potremmo lavorare qui e migliorare perizia. Quindi anche incassare qualcosina di soldi. Allora, c'è qualcosa qui, c'è una sala giochi. Ora puoi viaggiare velocemente. Ok. Benissimo, quindi c'è un cabinato. Ok, non possiamo fare ancora niente. No, mio dovere, giustamente. C'è un combini. Bello con me. Salve. いらっしゃいませ 10 HP, 20 HP, 20 HP. Pollo fritto in re caraghe. Vabbè. Mi fa cagare, ma 10 HP, ma perché 10 Vai, HP? così. Ma tanto adesso andiamo a farmare nel palazzo, Ho quindi. capito, però 10 HP. Poi c'è un altro negozietto qua. No, il convenience store ci siamo stati. Qui c'è una farmacia. Ci sono io. Qui c'è il buon Jamox di quartiere che ci dà queste cose. Ok, ci sono un paio di cosettine, quindi appena abbiamo soldi un pochino di cose qua pure a poco ci conviene. C'è il discount. Allora, frullato proteico. Quindi si mettate i soldi in pollo fritto. Sì, Regen, esattamente. Aumenta l'efficacia degli allenamenti, quindi ci possiamo anche allenare. Sì. Energia del giardino, un concime economico per chi vuole una cura base per le proprie piante, quindi possiamo anche coltivare e piantare qualcosa. Noodles istantanei hanno il simbolo di un regalo. A chi potremmo fare un regalo? Forse a qualche amico, qualcuno con cui possiamo uscire. Va sa. bene, Mi sa. va bene. E poi l'ultimo edificio è il cinema. Non possiamo andare al cinema, però noi sappiamo che c'è. L'ultima cosa che ci resta da
vedere è nel vicoletto qui c'è la palestra, la Protein Lovers. Yeah. Vabbè, però Morgana, un attimo, stiamo facendo vedere la città, un Dai, momento. proprio tu non Allora, fanno cazzo qua. a questo punto, visto che abbiamo deciso di andare al palazzo e vedere un attimino com'è la situazione, ci ritroviamo tutti al ritrovo. みんな分かってるんだろうな Certo che se mi regalano un multivitaminico gli sparo in faccia, che amici di merda. Beh, ma ci sarà qualcuno a cui piace, Francesco, cioè... A te non piace, non te lo regaliamo. そこ説明してくれよ No, sì, sì, ma tu mi puoi... Anche perché ogni volta che proviamo a farti un regalo ci dici di no, scusa. 三大欲望の象徴だいわばパレスの核だな Allora, とってし quindi まえばパレスは形を失う Quindi se noi prendiamo il tesoro del palazzo, il palazzo cade. Ok, vabbè. E quindi? Quindi un luce del... A chi? Francesco, a qualcuno nel gioco vorrà il multivitaminico. Non sta a te di sapere a chi. 五章大事にしまってあるだろうさ Appunto. まあ大体分かったぜとにか Sempre く legge. お宝を探せってことだろ まあそういう La palestra è per acchiappare di più? 行かないとわからないことも多いしな Allora, potrebbe essere un sì, perché alcuni social link per poterli sbloccare, quindi anche alcuni di alcune delle ragazze presenti in gioco, お前らの働き possono avere dei requisiti per quanto riguarda le nostre statistiche. Quindi potrebbero essere più inclini ad approcciarsi se siamo un pochino più palestrati o siamo più orientati verso quello. Quindi noi vediamo a che livelli dobbiamo far salire, lo facciamo e via. Allora, abbiamo il nostro covo, quindi noi per partire e andare nel palazzo dobbiamo sempre partire dal nostro covo, dove possiamo tenere una riunione con gli altri, ci possono dare dei consigli e possiamo un attimo vedere il tutto. Noi a questo punto andiamo するとしますか Sì, e adesso è il momento dell'esplorazione. Allora, noi abbiamo 14 giorni. ma non è- 何コードネームも決めねえとな コードネーム io ce l'avrei. 俺がスカルでジョーカーにモナ Vigliacca? Non penso sia un nome in codice da poter utilizzare. Esserlo. こん Anche perché a lei, nel suo caso, stavano cercando di farla passare per una vigliacca, mettendo voci a scuola. Allora, ecco, ragazzi, mo penso che adesso risponderete tutti dal primo all'ultimo. Allora, come vogliamo che lei si chiami? Cat Girl, Sexy Cat o Kitty Woman? Prego, ragazzi. Terribile di tutto. Dai, butta dentro il kitty Dai, woman, dai. dai ragazzi, dai. Perché Dai. un po' di pretty Dai. woman... Alessandro Francesco propone Gianmarco. Ragazzi, se volete un po' di situazioni piccantelle, di battutine a doppio senso, di situazioni un pochettino particolari anche su certe cose, Persona c'ha pure questo, state tranquilli, Persona ha tutto. Voi sedetevi, selezionate il nome che preferite, che più vi aggrada, non vi preoccupate. Ma allora, aspettiamo un attimo perché c'è il ritardo. Beh, Francesco ha detto Gianmarco, ma non so quale sia Marco il non credo, non credo. Sì, sì, vabbè, sì, abbastanza facile. Reagan ride giustamente e aggiunisce... Regen, guarda, tu non hai idea delle situazioni che succederanno in questo gioco, credimi. No. Allora, ecco. Utilizzo il metodo che usai con Gianmarco per Persona 4 Golden. Allora, facciamo un giochetto. Ti dico, Voglio appassisce la pazza. consento alla passera, non c'è problema. La passera. Allora, se io ti dicessi in questo momento che uno dei personaggi che hai già visto in realtà è una sexy maid a pagamento che viene a casa tua, e non sto scherzando, Gianmarco lo sa, è uno dei personaggi che già abbiamo visto. Te l'anticipo così, ma non ti dico chi è. Kamoshida. No, se viene Kamoshida a casa a farmi le cose, penso lo manda a fare in culo, perché non mi sembra il caso. Un po' il fanboy. Quindi godo. Pure Reagan. Quindi tu mo adesso tutto quello che vedrai, uno di questi personaggi, perché attenzione, io non ti ho detto se è maschio o femmina, ho detto uno di questi Magari personaggi Kamoshida. fa la maid
e viene a casa tua. Quindi. Allora, che nome vogliamo scegliere qui? Tu che sceglieresti lo zio? Kitty Woman. Ti guardo pure tu. Ok. Noi per Kitty Woman Capi un po' ci andrebbe Pretty bene. Woman, Sì, un po' sì, che è, sì. perché comunque la puttana la faceva, quindi no, veramente no. No, ma nel film sì, era una No, prostituta. lei. quindi- Ah no, lei no, lei no. Come quella che si è lanciata dal palazzo? Mo- No, quella sta in ospedale, sta in coma al momento. Aspetta, lei è Shono. Shono non c'entra al momento. No, quella è un'altra. Cioè, Lasciamo stare lei. Scino. Lasciamo stare lei. Chiamiamo lei Kitty Woman. Dai. A posto. Grazie. Anche lui, Kitty Woman. A posto. No. 3 ore e non serviva a niente. Però vabbè, ci siamo fatti la risatina. Vabbè. 猫じゃなくてパンサー割といいんじゃない？ Ok. Dai. Panther. Ci sta. 目標 Allora, è una panda. 名標言うな。 Attenzione. Attenzione. Morgana. Morgana. そうだったな Allora. 行こうぜ Ok. Allora. E mo la chiamano panza. こっから Stato francese. Vabbè, lui non sa la storia, però cosa? Allora, i rudimenti dell'infiltrazione in un palazzo. Oh, attenzione. 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 言葉です C'è Nasello che vuole dirci qualcosa. Allora. Signor Nasello, salve. 戻りました実に結構私の言葉を覚えていたようだな。構成させる甲斐もあろうというものだ。 Ok. Allora, non lo che noi Cabarisci. noi non cioè dovevamo stare un anno qua, Nasello. もったいぶっている。 Allora, non credo sia Morgan, però tu traiti, fai i tuoi ragionamenti. Potrebbe essere anche lui. Signor Nasello. Cioè, vestito anche un pochino, capi? Da cameriere, quindi un po' elegante, un po' di classe. それもそう Nel Nasello. Ok. Tale giorno non deve essere lontano. お前への Da media. Allora, させてもらい ci vuole offrire qualcosa. Ok, butta dentro. Che servizi? Vedi, fa pure i servizi. Potrebbe essere lui. 素養によって複数のペルソナを扱うことができる。ワイルドは無限の可能性でもある。 Ok, quindi ci dà una mano. No, Igor e Bruno Vespa. してやる。 Oddio, その no. ために Palesemente 処刑 quando さ si せて due もらう。 案ずること Io は per impostazione e per serietà potrebbe essere, però con quel naso no. Gargamella. 新たな人格に生まれ変わらせるということだ。 Infatti loro sono blu e sono i puffi. Vero. Cazzo, Persona 5 è uno spin-off dei puffi, ma non ci avrei mai pensato. Ecco qua, allora. Ragazzi, noi vi ho detto l'altra volta che era come Pokémon, che dovevamo collezionare i persone, eccetera, eccetera. Ma che c'era un altro modo per ottenere altri persona, altre entità. Noi possiamo scegliere 2 persona e fonderli in una creatura completamente nuova. Potendo fare anche un'altra cosa, che adesso il buon Nasello ci spiegherà. Vabbè, sì, Vabbè. spieghiamo un caso. Allora, in sintesi, cosa ci sta dicendo? Sulla sinistra, durante la selezione di un persona, c'è il suo arcano. In questo caso, se teniamo come esempio Incubo sulla destra, vediamo che è di livello 5 e che appartiene all'arcano del diavolo. Ciò che vuol dire, come abbiamo visto l'altra volta, ogni social link che troviamo e che riusciamo a far salire di livello, il gioco ci aveva detto che questo avrebbe fatto sì che i nostri persona diventassero più forti. E si applica a questa situazione qui. Nel momento in cui noi andremo a fondere un persona con un altro in base all'arcano a cui fa riferimento, e più è alto quel livello di social link, più ci sarà un moltiplicatore che ci farà salire subito quel persona a livelli molto alti in alcune situazioni. Quindi fare del bene e cercare di fare amicizia con gli altri
Non so voi che sistema adoperiate nella vostra vita, ma in persona funziona. Quindi noi più amici facciamo, più facciamo salire il moltiplicatore, più inizieremo a fare i mostri. Allora, possiamo fare lui. Nel momento in cui noi andremo a selezionare i due persone, se vedete c'è sulla sinistra aperto. Aperto cosa vuol dire? Che noi possiamo prendere da uno dei due persona alcune delle abilità e fonderle nel nuovo persona che stiamo creando. Quindi possiamo iniziare a fare dei mostri in base alle abilità e alle affinità elementali che ci servono, creando dei cazzo di mostri che fanno male. Stiamo partendo da un incubo, finiremo al messia, ma proprio il messia, ragazzi. Noi adesso andiamo, Potentissimo. e questo è come viene fatta la fusione. Tu prendi le due entità, giustamente le prepari a modo per bene, le metti sotto È molto bello. e poi tu tiri la corda. A posto. E voilà, il piatto è pronto. Cazzo, eccolo qua. Eccolo qua. Incubo bene. Più brutto non potevi... Allora, ora possiamo fare un attimino a modo nostro? 見事なものだ古きペルソナの血肉からより強いペルソナが生み出され新たにお前の力 Cosa intendi dire, signor Nasello? よりはっきりと価値がわかるでしょう。 Ok, 集めてくるがいい多くを集め多くをここで消費しより e continua a dare vita a persone sempre più potenti. して力を養うことがお前の構成でありやがて破滅に抗う重要な鍵となるだろう構成がはかどるよう処刑の方法はいくつかの猜疑から選べるようにしてあります。しかも貴様の Ok, ci sono vari tipi さらに新たな猜疑 di fusioni che possiamo fare. 考慮されるそうだ。泣いて喜べ、囚人。お前の心は着実に抗う力をつけている構成は順調なようだ実に喜ばしいそこで私から贈り物を用意した Oh, un regalino. Vabbè. Ok, quindi sale il social link Yeah. col signore della prigione e possiamo vedere dei dettagli celati allo sguardo premendo LT. Abbiamo il terzo occhio, quindi il matto crescerà più velocemente e i persona creati avranno un moltiplicatore maggiore. Attivare il terzo occhio sia nel mondo reale che nel metaverso ti permetterà di vedere dettagli normalmente celati. Usi il terzo occhio per rivelare indizi. それは心の目を開き闇に隠された獲物をも見透かす賊の技今のお前なら使いこなせよより一層の構成に励むがいいでは、望みがあるなら聞きましょう。 Ragazzi, la live sta andando ancora? Ok, non è proprio il player di... Chrome mi dà problemi di qua. È ufficiale. Allora, 構成を cosa possiamo fare? Crea nuova persona. Registra evoca. Allora, 閲覧なさい。 noi potremmo prendere questi qua, che sono quelli dati con i DLC della versione Royale, per farvi capire una piccola differenza. Noi partiremo da このページ piccoli esserini come questi che hanno forza 2, magia 3, resistenza 3, agilità 3 e fortuna 2 e finiremo a personaggi di questo calibro qui. Allora, これですか？ ecco qua. Potete notare la minuscola differenza. Abilità. Oratorio. Ripristina del tutto gli HP e rimuove i malus alle statistiche di ogni alleato. E questo, oratore. Ah, E questo ci vorrà un bel po' di tempo. Si applicano. Noi naturalmente non utilizzeremo in questa run questi persona perché no.
No, Ma assolutamente. non è corretto. Non c'è Li gusto. faremo a tempo debito. Allora, Arsène. Ah, avete accazziato, mamma mia. No, ma di fatti penso che lo faccio, è che ho problemi con l'HDR con Chrome e ho messo sto settaggio e non me ne sta dando più di problemi in generale, ma quando metto la scheda di Chrome sul portatile mi dà un pochettino di glitchettini grafici, quindi mi sa che domani me lo installo Firefox a sto punto. Allora, teniamoci questi tre qua e vediamo di prenderne altri. Noi possiamo e dobbiamo comunque registrare tutti i cambi e ogni volta che torniamo nella Velvet in modo tale da tenerli sempre aggiornati, che poi come li diamo nel grimorio di persona, così poi li possiamo riprendere in qualunque momento, ma naturalmente mi è uscito un momento un poco sardagnolo, mi è uscito. In secondo momento li possiamo riprendere pagando altri soldi. Quindi in questo gioco i soldi hanno una certa importanza. Allora, loro non si sono neanche resi conto che c'era la porta e che ci siamo assentati. ぼーっとしてお前時々何考えてるかわかんねえよな No, raga, in questo gioco servono i soldi, tanti soldi. Tanti soldi. で Allora, どっからどっかで dove andiamo adesso? 前回見つけた士官1階のセーフルームまで行こうぜ。いつもの入り口からすぐの場所だ。あそこから先はまだ調べてないからな。セーフルーム行きゃわかるってんじゃ出発しようぜ Allora, ora puoi usare il viaggio veloce. Apri la mappa con RB e seleziona una safe room già visitata per raggiungerla all'istante. Puoi anche tornare rapidamente da una safe room verso l'ingresso del palazzo. Puoi usare il viaggio veloce solo in questi due luoghi. Puoi ricevere aiuto dagli alleati attraverso la gilda dei ladri. Essa è disponibile quando entri e quando ti infiltri nel metaverso mentre sei connesso online. Vista la sua efficacia nel fronteggiare numerose situazioni disperate, puoi richiedere l'aiuto della gilda dei ladri solo un numero limitato di volte. Non ci sono svantaggi nel ricevere aiuto, perciò non farti scrupoli quando ti trovi nei guai. Noi potremmo lanciare e chiedere aiuto a qualcuno che forse in questo momento sta giocando a Persona 5, forse sta più avanti, forse l'ha appena iniziato. Noi non lo sappiamo. Però ci arriverà un aiuto in gioco da parte di questa persona e non ci saranno malus se usiamo qualcosa, quindi potremmo chiedere un aiuto a qualcuno. Allora, noi siamo arrivati l'altra volta all'edificio ovest che dovevamo esplorare. Ok, continuo a spiegare che una sovrapposizione di realtà rispetto a quello che è il vero edificio, ossia la scuola. Questo effetto. Siamo adesso nella parte ancora un pochino tutorial, non lo farà fino a quando non terminiamo. Sì. Ok. Ci ha dato un kit per recuperare gli SP. Gli SP sono quelli che più dobbiamo tenere sott'occhio. Finire gli SP, finire i punti magia, finire i punti abilità, chiamateli come volete, equivale al 199,99% alla morte. Sì. E ci sono alcuni oggetti che possiamo usare, tipo le tende nei vari giochi RPG classici. La tenda è l'oggetto che ti cura tutto, però lo puoi usare solo in alcuni punti. Stessa cosa qui, abbiamo degli oggetti e possiamo trovare degli oggetti molto potenti che ci permettono di curarci, ma dobbiamo comunque per forza tornare in questa stanza o in un'altra safe room. Allora, penso che adesso possiamo esplorare. Allora, noi dovevamo andare di qua, però qua ci sono dei nemici. Salve. Allora, voi siete deboli ai colpi di pistola, quindi vi butto giù. Non vi chiediamo niente, ma vi diamo due botte. Che c'è andato? 4. Quella pasta. Iniziamo a prendere un pochettino di risorse. Allora, così facciamo scendere anche un pochino la barra. No? Ok, attacco preventivo alle spalle.
Allora. Ok, dai, qua andiamo bene. Ok, fatto. Visto che comunque abbiamo speso un pochino di soldi, siamo messi un pochettino a modo. Allora, Lo spazio il terzo? Mi scusi? ne esce qua. Salve. Però aspetta, te vorrei prenderti. Aspetta. Aspetta un attimo. Tu sei debole al fuoco. Ok. Salve. Dammi il tuo potere. Ehi, mi hai fatto male. Oh, e adesso? Che faccio se mi resta la cicatrice? Ti chiedo scusa, vai dal chirurgo plastico, accetto la responsabilità. Ti chiedo scusa. Chiediamo scusa? Sì, e alle donne sempre chiedere scusa, Anche se sono donne fiore? anche se sono donne fior, Questo direttore fior di forca, si chiama fior di forca. Allora, aspetto giusto qualche minuto per vedere se arriva qualche messaggio in live. Penso sia la risposta giusta. Ti chiedo scusa. Scusa. Ok, vabbè. C'ho la pelle delicata. Perché tutto questo interesse nei miei confronti a ogni modo? Accetterò di uscire con te, ma solo per oggi e senza impegno. Se ti fa piacere, senza impegno o ho già un sacco di impegni? Non lo so, non mi raga. Si dovrebbero capire quali siano le sue intenzioni. Quindi lei ha detto senza impegno. nel mezzo. Mo è sincera e davvero vuole uscire senza impegno o sta a tirare il trappolozzo? No, Wow, io andrei in mezzo. wow. Si chiede conferma sul punto cardine dell'accordo? Cardine. Ok, va bene. Senza impegno. Esatto, solo per oggi. Ok, va bene. Ha funzionato, vedi? Usare il ragionamento. Dai, Quindi se applichiamo questo concetto anche alle ragazze siamo a posto nella vita vera al di fuori di persona. funziona. Che bello. No, e non mi trovo che ragionamento allora. Vabbè. Una mandragora. Abbiamo acquisito un nuovo persona. また新たな仮面を増やしたなジョーカー Punti esperienza, denaro, nessuno che sale di livello e siamo scesi al 19%. Allora a questo punto torniamo indietro. Ho fatto un casino con i pulsanti, perdonatemi. Lui che è apparso qui. Voi siete deboli al tono, aspettate che c'è un giovane campione, aspettate un attimo che arriva. Eccolo qua, è lui. Sì. Allora, tu cavalluccio. No, il bicorno già l'avevamo preso prima. Cavalluccio devi morire. No, ci ho pensato un attimo. Noi già l'abbiamo preso prima, se non mi sbaglio. Allora, intanto i soldini per fortuna crescono. Allora, noi mo dobbiamo vedere quanto più riusciamo a fare in questa giornata. Poi per... non ho mai seguito qualcuno che fa una run di persone e visto altri come lo giocano. Sinceramente. Noi siamo abituati che quando abbiamo la possibilità di entrare in uno dei palazzi, noi fino all'ultimo grammo di forza e energia lo spendiamo all'interno. Perché noi entro 14 giorni dobbiamo risolvere questa situazione e rubare il tesoro. Se riusciamo nel minor tempo possibile a completare il palazzo, noi tutto il resto del tempo che dovremmo utilizzare qui per andare avanti, poi esci, potenziati, rientra, fai un altro po' di esperienza, si perdono giorni inutili.
Quindi, visto che noi non abbiamo giorni da perdere, a questo punto ottimizziamo il tutto. Ma se chiedi l'oggetto ti dà qualcosa di umano o solo cianfrusaglie? Dipende. Ci sono nemici che hanno anche una piccola percentuale di darti begli oggetti, begli oggetti. Allora, premi X mentre esplori il metaverso per usare complice, che dà accesso a varie funzioni utili per la tua esplorazione. Possiamo fare un'autoguarigione, abbiamo degli strumenti di infiltrazione da poter fare. E appena torneremo a casa dobbiamo vedere un attimo. Oh no, Pippo Baudo. Ok. Allora, fortunatamente con RB in automatico vede se il personaggio selezionato ha comunque un'abilità a cui il nemico è debole, quindi gli scontri sono comunque molto più facili. Questo è proprio per me personale. Oh, ok, così quando scendo non c'ho problemi. Grazie Fabio. あれ楽勝すぎた Allora, a questo punto andiamo di qua. C'era un altro. Ecco di qua. Diciamo che giocando su alcune cose c'è la possibilità di farmare davvero tanti oggetti. Però noi già da adesso in questo gioco, e non faremo il nome ma capirete subito di chi stiamo parlando già da adesso per il futuro, noi qui stiamo aspettando di rivedere un nostro vecchio amico. C'è personaggio ricorrente nei vari titoli della serie Persona che già 2 volte è venuto e ci ha detto tu qua non puoi stare, adesso ti meno, e ci ha menato tanto, tanto, tanto. Però poi verso la fine del gioco ha preso delle scoppettate che neanche si sognava. Già. E in questo gioco c'è. Certo. Quindi noi... c'è lui. Noi all'improvviso ce lo troveremo davanti e all'inizio quando lo vedremo dobbiamo scappare. Non è Pippo Franco. Anzi, non è Pippo Franco. Non è Pippo Franco. Non è Pippo Franco. Noi quando lo vedremo all'inizio, ragazzi, dovremo scappare immediatamente perché lui... morti. No, si ci soffia. Poi piano piano cresciamo, facciamo esperienza, ci potenziamo e gli facciamo il cosiddetto culo a tarallo. Bello, semplice e veloce. Allora il gioco ci dà una mano per affrontare un attimino al meglio le battaglie. Già ce l'ha fatto vedere prima e ve l'avevo comunque già accennato. Però colpire le debolezze ha molti punti positivi. Se noi colpiamo con Morgana, quindi con un personaggio, una debolezza, possiamo dare il cambio ad un altro membro del party. Il principe della risata è il conte Antonio De Curtis. A un certo punto gli viene. Vabbè, noi apprezziamo Totò con immenso affetto. Vorrei capire che c'entra. Io quando lavoro me li metto in sottofondo e me li vedo in continuazione. Però vabbè, ci fa piacere, ci fa piacere. Allora, quindi, noi adesso dobbiamo pensare di combattere anche tenendo in conto contemporaneamente anche gli altri nemici, come sono messi sia da noi che il lato dei nemici, e cercare di fare delle combo che ci portano a portare tutti i nemici a terra così da fargli un assalto. Li buttiamo a terra, botte con la pala come si dice in Norvegia, a posto così, arrivederci. Allora, a questo punto noi possiamo fare così, possiamo fare la staffetta con RT e il gioco comunque ci dice, e questa è un'ottimizzazione fatta in Royale, se quel membro del party ha comunque un attacco che ha qualche debolezza utile contro i nemici in campo. Quindi noi partiamo da Panther. Armen. Ecco qua. Resta il cavalluccio. E più riusciamo a fare
combinazioni e staffette di fila, più si potenzia l'attacco del personaggio successivo. Quindi, ragazzi, e qui ci sono un bel po' di punti esperienza e vari. Ecco qua. Se riusciamo a fare questo nelle fight, ma soprattutto nelle boss fight, quelle grosse e impegnative, noi siamo a posto. Solo che non sarà sempre facile. Anche perché noi conosciamo le debolezze dei nemici affrontati finora, perché li abbiamo affrontati e le abbiamo sempre, ma per in alcune situazioni dovremo cercare di capirlo noi in qualche modo, perché sennò il gioco non ce lo dice. Allora, qui c'è un'altra cassa. Possiamo prendere un po' di paccottiglia, un po' di oggettini vari, che poi possiamo vedere di farcene qualche uso. Allora, di qua c'è la cassa. Un'altra cassa qua. Questa però non si vede. Ok. Possiamo un attimino fare qualcosina più con stile. Invece di correre come dei deficienti a destra e a sinistra, possiamo un attimino appostarci e prendere un attimino le cose in modo diverso. Nessuno ci vede. Prendiamo e... Non lo vedo provato. lui diventerà una macchina da guerra. Sì. Mamma mia. Preso un bel po' di botte, sì. Allora. Vai col giumpo. Vai col giumpo. Quasi. Vai tu a terra. Va bene. Fatta pulizia lo stesso. Bello pulito. A posto. Allora, al momento tutto bene. Noi siamo di livello 6, quindi... Ah, e prima che lo si chieda, con le fusioni noi possiamo creare persona in base al nostro livello massimo. Quindi se siamo di livello 6, non possiamo creare persona di livello 7. Ma se noi abbiamo il social link alto e siamo di livello 50/60 e creiamo una persona di livello 59 con una persona o di un arcano che è di livello molto alto, se il livello supera il nostro livello base per il gioco va bene. Quindi possiamo già avere a livello 58 persona di livello 60, 62, 64 Sì, anche sì, più, sì, e fa la buona. differenza. Semplicemente non puoi farli dall'inizio di livello più alto, ma se con l'exp extra salgono di livello, Ok. non c'è problema. Quindi possiamo comunque metterci un attimino più in maniera tranquilla e non farci prendere, perché comunque se facciamo salire l'indicatore di pericolo del palazzo potremmo avere dei problemi. Non ci dobbiamo... Siamo dei ladri, stiamo facendo un assalto, una rapina, un furto. Non dobbiamo farci scoprire. Allora, butto te a terra. Passo a lei. Fuoco 1. Fuoco 2. Ragazzi, mi dispiace, ma dobbiamo un attimo farmare un paio di cose. Opla! Anche perché comunque siete già avvisati, anche per i ragazzi che penso si recupereranno la live. È altamente possibile che, visto che ci saranno live dove dovrò, come si dice in gergo tecnico, farmare come la merda, capace che qualche live la faccio comunque nel pomeriggio, mi collego, faccio un po' di farming, quindi se qualche anima pia, qualche anima buona comunque fa compagnia, la cosa riesce più velocemente. Io Pierluigi non ho visto ancora, è strano che non si è palesato. Vabbè, noi aspettiamo, noi aspettiamo. Allora, c'è un mistero in questa stanza. Usando il terzo occhio in un palazzo puoi svelare oggetti nascosti e indizi. Provalo quando non sei sicuro di dove andare. Allora, ci sono delle impronte. Noi intanto prendiamo
tutto quello che ci potrebbe eventualmente fruttare qualcosina di soldi. Allora, vediamo che qualcuno è andato qui e ha tirato la leva qui. Ok, poi no, in realtà è l'opposto, perché qualcuno è entrato da qui, ha tirato questa qui, stavo vedendo le impronte alla rovescia, però comunque ce l'ha dato, quindi abbiamo trovato la mappa del castello Questo e questa di certo aiuta. è buona, questa è buona. Ok, allora il castello è bello grandicello, Marco un di bello. No, sembra un po' incompleta, comunque non ci dice con precisione dove è il tesoro, quindi noi adesso siamo nella situazione dove, ok, dobbiamo prendere questo tesoro. 2 punti, dove cazzo è? Dove figa, sì. Quindi noi adesso esploriamo e cerchiamo di capire qualcosa. Allora, abbiamo vari posti che ancora dobbiamo comunque vedere. Allora, a questo punto continuiamo l'esplorazione verso il basso. Visto che di là già siamo andati, possiamo andare benissimamente di qua. Nascondiamo qui. Ecco qua, con calma, con tranquillità e li prendiamo da dietro. Salve. Io sto giocando semplicemente facendo RB per l'affinità e facendolo di nuovo per selezionare l'attacco. Quindi una volta che uno si imposta una squadra per bene, bisogna ripremere o stare lì a fare 50.000 combinazioni per farmare. Allora, 2 personaggi aumentato di livello, ottimo, ottimo. Non ci sono altri oggetti. Oh. Salve. Allora, al momento con l'energia è varia, comunque siamo messi bene. Allora, Gianmarco, tu in realtà hai un compito più che altro, è una cosa che ci stavo facendo caso adesso. Qual è il mio compito? Tu mi devi dare ora più che mai una mano a controllare l'energia e gli SP dei nemici. Ti spiego. Questo è Persona 5. Sì. Questo è il castello di Kamoshida. Io sono a livello 5-6. Sì. Visto che mo sono abituato con l'occhio che quando gioco a qualcosa di Persona 5 sto sul 5X e lì sono a livello 80 e No, vabbè. faccio fuori tutti. Non vorrei che vado troppo avanti e No, caso mai vedi che la faccio scendere troppo, avvisami. sì. Allora, c'era qualcos'altro qua? Niente, c'è un po' di luccichio. C'è qualcosa qua. Un unice. Allora, siamo sulla balconata superiore. Qui c'è qualcosa? C'è qualcosa nel vaso e possiamo arrampicarci qui sulla libreria. Di qua non possiamo passare, ma possiamo andare di qua. Vediamo solo se questi vasi... No, non ci posso fare niente. Quindi ci torniamo da sopra. Allora, di qua. Se andiamo di qua, non c'è altro e torniamo giù. Se invece andiamo di qua, possiamo saltare di qua. Possiamo andare anche altrove? No, per il momento solo di qua. Allora, se andiamo di qua possiamo aprire la porta e di qua non possiamo prendere niente. Ok, eccolo qua. Ci sono forzieri grossi e che richiedono i grimaldelli, quindi noi dobbiamo sempre e comunque avere una scorta di grimaldelli, quindi dobbiamo comunque assolutamente trovare il tempo di fabbricarli questi oggetti. Armatura della guardia. Allora, equipaggiamento. Siamo sempre prima un attimino a noi. Armatura della guardia, un pettorale indossato da una sentinella notturna. Resiste al sonno e
ci fa salire 55 la difesa e 7 l'elusione, quindi ce la mettiamo. Gli altri stanno messi tutti bene, ci teniamo qualcosa in caso dovesse servirci qualcosa di soldini vendendocele. Allora, una pergamena spessa e una stanza sicura. Ok. Ragazzi, siete stanchi? Assolutamente no, quindi ci curiamo e possiamo continuare per quanto possibile. Dai, Roma. Ok, Non riesco a capire perché Sonic figlio così tanto Horizon. va benissimo, devono farmi uscire il terzo subito perché devo capire cosa sta arrivando dallo spazio. Ecco. C'è un problema nello spazio in Horizon. C'è qualcosa che non si è capito, ma si deve capire perché io devo sapere. Devo sapere. Con il terzo occhio possiamo intuire anche che livello hanno i nemici, quindi se li vediamo con un contorno celeste sono di livello inferiore al nostro, giallo siamo lì, se sono rossi sono incazzati ma non si chiamano Francesco. Allora intanto qui c'è qualcuno, ma sti cazzi è veramente una roba noiosa, meno male. No, che noioso Horizon, Francesco, non dire baggianate, dai. Mi dispiace. Dio, si tira un attimo, però si riesce a fare. Allora, tu sei un gatto cacciatore, tipo giocosa. Dovremmo trovare la tua debolezza, quindi noi proviamo le cose che abbiamo fino ad ora. Ecco qua, a posto. L'abbiamo trovata. Quindi adesso, signor gatto, donami il tuo potere. Allora parliamo, voglio scoprire se sei un umano strano oppure no. So come si chiama questa cosa, ne parlava la mia mamma l'altro giorno. Violetta domestica, giusto? No, violenza domestica. Cosa? No, hai sbagliato. Tutto bene a casa? Un po' troppo duro e... Oh, t'à a posto? In alcuni casi ci vuole, però non mi sembra questo il caso. Semplicemente non si dice violenza domestica, ma violenza domestica. Non è quello che hai detto. Vabbè, vabbè. Ho ricevuto una lettera con il mio nome sopra, ma l'ha mandata una persona che non conosco. Cosa potrà mai essere? Una lettera d'amore, una lettera di minacce, un coupon. Days Gone, un altro poco, era molto più interessante. Non ho mai giocato ad un gioco più noioso. Proprio le palle sono scese a Messina. Falle risalire. Falle risalire. Days Gone, se fanno il secondo, non sarebbe male, effettivamente. Allora, mettiamo un coupon. Gli è piaciuto. È sempre bello ricevere delle cose gratis. Ok, ne abbiamo sbloccato un altro. Tu sei un gattino, spero, abbastanza forte. Allora, abbiamo preso solo 3 di esperienza, però comunque abbiamo preso un nuovo persona. Allora, Kate Sit, vediamo cosa fai tu. Chagi, fendente e Tarukaja. Aumenta l'attacco di un alleato per 3 turni. E questo già va bene. Ma quante persone si possono combinare? Allora, il gioco ci ha detto che ne possiamo selezionare 2. Ma siamo all'inizio del gioco. Magari potrebbe aumentare il numero. Giustamente, se noi da 2 creiamo un mostro di livello 10, se ne mettiamo 3 o 4 insieme, che cosa succede? C'è una donzella. Donzella, tu secondo me sei debole al ghiaccio. Ah no, sei debole al fuoco invece. Allora, vediamo se riusciamo a prendere anche te. Non so nulla di te dopo tutto. Le mie scuse, ma temo che queste possano essere considerate molestie sessuali. Signorina, allora. Momento. Senti che il momento è importante. Insisto perché tu ti consegni alle autorità. È solo un malinteso. Le mie scuse, hai capito male. Allora, visto che non ti ho fatto violenza sessuale, ma stavo provando
ad ucciderti perché sei un demone corrotto sottomesso dal signore del palazzo, che ricordiamoci che quando noi li sblocchiamo loro ricordano Sì. che sono entità che non dovrebbero comunque essere qui, quindi c'è un malinteso. Stai insinuando che non hai potuto resistere? Forse piangere fino a dormire è la mia ultima risorsa. Forse troverei quelli come me piuttosto fastidiosi, ma riesci a capire che siamo qui solo a causa di persone come te? Non ci conosci, quindi... Però forse se ti do ragione, ti blocchi un attimino e ti tranquillizzi? può essere. Che cosa facciamo qui? Non ci avevo mai pensato, capisco o che intendi dire. Io domani già ho visto pure come fare una cosa qui per far fare la scelta più facilmente. Tu cosa faresti? Boh, che intendi dire? Ok. Ok. Diciamo che intendi dire. Ok. Ho cercato di parlarti normalmente, ma sei troppo lento di comprendonio. Anch'io la penso così. Oh, si è ricordata. Tu sei Silky. Anche lei che non aveva Va detto. bene. Sì. Ok, quindi ci sono una quarantina di secondi di delay. Ok, così mi regolo pure io proprio per aspettare le risposte vostre ancora meglio. Allora, a questo punto la strada è tranquilla, noi prendiamo altri materiali, altre cose. Collare col lucchetto. Qui non c'era un cazzo. Tu sei giallo. Ok, Vieni bro. vieni qua. Salve. Voi vi dobbiamo prendere. Allora, voi a cosa siete deboli? Non a questo. Anzi, hai resistito addirittura. Va bene. Vento. Yes. A posto. Ok. Ah, è vero, mo Morgana è quello con le cure. Mi dimenticavo. Quindi... Allora, Il vasetto. vasettino, vieni qui. Sai che sono solo un bambino, vero? Dovresti andarci piano con i bambini. Sei stupido? Forse anche a scuola prendi voti stupidi. Allora, tu sei un pochino un bulletto, tipo timido. Non direi... Quindi le persone che si pongono in maniera aggressive è perché in realtà sono timide? Sarebbe un plot twist questo qui. Allora, non sono intelligente, sono bravo in ginnastica o taci. Ecco, voi davanti a qualcuno che vi dice qualcosa del genere, come rispondereste? Bravo in ginnastica. Spezzi la conversazione. Ok. Poi vorrei capire la definizione di voti stupidi, voti bassi. No, se sì. Tu sei scemo e fai le cose sceme, è la stessa cosa. Sì. 5,5. Però giustamente dimostrerebbe che lui è un bambino se parla così. Ma quindi qui chi parla in questo modo parla da bambino. Per gli sviluppatori di Persona sì. Ok, va bene, va bene. Non saprei definire. Mi sembra comunque un punto di vista un attimino. Non sono persone mature, ecco, mettiamola così. Anche Ok, perché secondo. seconda, sono bravo in ginnastica e vaffanculo a tua sorella. E gli è piaciuto. Allora devi essere bravo a combattere. Anche lui ha ricevuto una lettera. C'è qualcuno che manda lettere ai demoni così. Game Vabbè. Awards. Che cosa potrà essere? Allora, all'altro piaceva il coupon. A lui non piacerà il coupon. A lui piace la lettera di minacce. Vai. Sì, O la lettera d'amore. non lo so. Boh, ti trasto le minacce, dai, per ridere. Allora, vediamo Reagan.
Anche perché poi non conosco il mondo dei demoni, però bambino, non penso Ciccio, ti convenga vivere in un vaso. Poi vedi un attimo tu. Allora, oggi un bambino ormai non è più dalla faccia. È violento, quindi le minacce. Ok. No, si è incazzato. Non mi mettere paura, tontolone. Signore, non mi piaci proprio per niente. Va bene se mi arrabbio? Niente. No, non è andata. Non è andata. Non è andata. Allora. Aglia, ragazzi, sta iniziando a fare un po' male, eh. Allora, iniziamo a fare così. Togliamoci questo da mezzo. Allora, signorina Anna, iniziamo ad ammorbidire pure questo. Fucilata 1. Cosa di tua sorella? Se faccio 1, lui lo ammazzo. Di nuovo attacco a lui lo butto a terra. E possiamo riprovarci. So come si chiama questa cosa, ne parlava la mia mamma l'altro giorno. Violetta domestica, violenza domestica. Ok. Anche lui è bimbo, deve crescere, deve capire le cose. A posto. Perché continui a venire qui? Le persone della tua età non dovrebbero piuttosto andare a degli appuntamenti o roba simile? No, se le prende tutte il professore di ginnastica, quindi non... Purtroppo non è non possibile. aveva hanno confermato. Non leggo. Jacket per Payday 3. Chi è Jacket? Boh. Lo dice come Tuo se lo cugino? conoscessero. Vabbè, comunque metti che Reagan gioca a Payday 3, No, si informa di non questa so cosa. chi è, però. Non conosciamo. Allora, ne ho uno tra poco. Sei un maleducato, non sono cose importanti. Io direi non sono cose importanti e gli ha fatto piacere. Ok, e anche lui ha ricordato. Agation. Ah, Jacket è il protagonista di Hotline Miami. Ok, No, grazie mille Francesco. Non sono pratico. Riserva piena. Mm. Tanto casino per prenderti, però tu c'hai Dia e Dia ci serve gocce di energia, cazzarola, quindi al momento togliamoci lei così e dobbiamo assolutamente tornare in una Velvet, quindi ci serve una safe room. Allora, stanno iniziando i problemi. Aspetta, però, aspetta, fermi. Allora, facciamo curetta generale a tutti. Andiamo nella safe e torniamo all'ingresso, visto che ci possiamo spostare rapidamente da queste zone. Vedi, mai giocato, ma Hotline Miami bellissimo. Francesco è un grandissimo esperto di Payday. Poi quando non gli piacciono ci ha giocato un bel po' all'ultimo, mentre ci diceva che non gli piaceva. Però l'ha provato fino in fondo, ci ha creduto. Allora, loro li salviamo. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Allora, mettiamo per risultato, come abbiamo sempre fatto, così ci dà in automatico quello che possiamo fare. Allora, noi siamo di livello 6 e non possiamo fare manco un cazzo. Possiamo fare un Saki Mitama. E visto che abbiamo il confidente al livello 1, prendiamo i punti esperienza bonus. Allora, Saki Mitama sarebbe ottimo anche perché comunque c'ha l'elemento ghiaccio e noi è uno degli elementi che non copriamo. Useremo lui che ha fuoco, però noi abbiamo comunque Panther in squadra, quindi sappiamo che col fuoco siamo coperti.
Quindi a questo punto sblocca anche crescita, visto che sale di livello, e ottiene il 25% di punti esperienza anche se non partecipa alla battaglia. Sì, ma guarda, appariranno dei persone e dei personaggi ad un certo punto che tu non crederai su quello che stai effettivamente vedendo. Quindi a questo punto facciamo fare la fusione, ci portiamo. Diminuisce l'attacco di un nemico per 3 turni. Caso mai troviamo qualcuno che ci rompe un po' i coglioni, vediamo un attimino di farlo calmare un attimo. Allora, noi le saltiamo, che tanto comunque sono tutte uguali. E almeno così siamo anche un pochettino in regola con gli attacchi ghiaccio. Il problema è che comunque, come avete visto in alto, anche i persona hanno giustamente, anche quando li abbiamo noi equipaggiati, sia resistenze che debolezze ad alcuni elementi, quindi non è che saremo sempre protetti al 100% e dovremo comunque cambiare persona al volo durante i fight proprio per cercare di non farci rompere in tanti pezzettini. Allora, noi eravamo arrivati qui, c'era una zona rossa sulla mappa, la stanza dall'altro lato. Allora, vediamo se per caso riusciamo già ad esplorarla. E noi riandiamo sopra. No, dobbiamo uscire per forza dall'altro lato soltanto. Ok, allora. Quindi torniamo qui. Sono respawnati i nemici, ma ci sta. Allora, voi siete deboli al vento. Dai, critta un po' Joker, bravissimo Joker. Bravissimo Joker. Joker, in Persona 5X tu fai il doppio attacco, perché qua non lo fai? Poi ti faccio un altro attacco pure qua. Soprattutto all'inizio del gioco, così noi... No, niente, non è possibile questa cosa. Vabbè. Allora. シャドウを発見したぜ。暴いてやる。 Loro sono sempre deboli allo zio. Quindi facciamo zio 1, zio 2 E zio Dino. no, più che zio Dino, assaltino. No, zio Dino lo fa Assaltino. ancora più presto. Ecco qua, a posto. Bravissimo Ryuji che sale di livello. Noi possiamo tornare di nuovo qui e c'era un altro nemico. Ok. Stiamo finendo giustamente già gli SP perché Vabbè, così. vedo se riesco a Purtroppo per ora sconfiggerti. abbiamo poche risorse. Va. No, difatti. Al tempo tutto arriverà. Ok, a posto. Se riusciamo a risparmiarne qualcuno, male non ci fa. Allora, noi eravamo arrivati qui. Che è successo? C'è un'altra leva. Ok. Allora, però ci sono le impronte come prima. No, questa non è stata usata. È stata usata questa. Ok. Poi è andato di qua, è andato di qua, è andato di qua. Ha tirato questa. E voilà. A posto. Naturalmente se avremmo tirato le altre sarebbero stati cazzi, quindi noi siamo tranquilli. Questa è la mensa scolastica a questo punto. È una prigione. Allora, dobbiamo vedere di attraversare le sbarre. Allora, vediamo un pochino come fare. Nemici non ci sono, quindi siamo tranquilli. Ci sono delle impronte di là.
Quindi qualcuno ha tirato qua. E si alza di qua. Però si abbassa di qua. Poi, dato di qua, c'era un McFarlane qua vicino. È andato da quest'altro lato. Quindi dovremmo vedere di andarci anche noi. Di qua nel palle. Il problema è che noi dovremmo passare da questo lato. Quindi, se per caso io tiro questa. Ok. Mi fai un McFarlane. Però a questo punto io posso andare qui e ritirare questa. Ok. Poi sei andato di qui, quindi ti sei menato qui dentro il condotto. Ho comunque un'intuizione su qualcosa. Secondo le nostre deduzioni. Abbiamo fatto questo bel giretto qua. Aspetta, qui c'è un ricco premio e cotillions. Entrambi? Sia premio che... Poi c'è un altro scrigno e non c'è neanche bisogno di un grimaldello. Attrezzatura spettrale. Questa roba fa un po' ribrezzo, dovresti portarla a lavare. Ora che ci penso mi ricordo di aver visto un'ombra che ce l'aveva. Forse possiamo prenderla negoziando. Aspetta, vicino alle Blanc non c'era una lavanderia a gettoni? Possiamo trovare nei dungeon, nei palazzi o... Io ho sentito un suono sotto particolare. Non ho capito però che cosa è successo. Non è che era il gioco? Aspetta. Aspettate che Chrome sta facendo il birichino. Il Toro, grazie mille per il follow, gentilissimo. Grazie. Perdonaci, ma Chrome oggi è un testa di cazzo e non ci fa... dormire. Ciao Francesco, scusa. Sì, vabbè, la chat non sta andando proprio, ragazzi. Domani cambio il browser e buonanotte al secchio. Perdonateci, ma stasera non sta andando al meglio. Grazie mille, il Toro, gentilissimo Grazie davvero. tante. Allora... Oh, da quando è entrato Francesco che la chat non andava. Ma vediamo se quando... No, che se no capì, l'ho per culo per tutto il tempo. Molto sexy, però... Allora. E poi ha tirato questa qua. Oh, dobbiamo tirare questa. Ok, abbiamo aperto il passaggio per andare dall'altro lato. Allora c'è qualche tesoro qua. Qui non c'è niente più. Si è aperto qui, vabbè adesso si è aperto tutto, quindi ok, possiamo mettere qua. Si teletrasporta Sì. un Ma siamo un ladro fantasma, scusami. Siamo un ladro fantasma, non è che... Signorina, lei deve prendere di nuovo botte senza usare abilità. Ok. Tanto non ci servi perché comunque già ti abbiamo presa. E dobbiamo assolutamente vedere di spingerci il più possibile davanti. Il Toro è un mio amico comunque. Ah, ok. Ciao Vittorio. No, Ciao. non so se ti conviene presentarti a nome di Gianmarco, però va bene, noi No, è ci un fa mio piacere. carissimo amico ormai da più di 10 anni, penso. Allora, gocce dell'anima, sì, sì, una cura per le magie, per le abilità, per tutto. Allora, qui c'è un altro oggetto. No, a questo punto possiamo andare... Aspetta un attimo però, aspetta, Braccobaldo. No, di qua era da dove stavo vedendo giù prima. Ok, quindi c'è solo la porta di qua. Allora, ce n'è uno. Ci sono anche delle bandiere con Kamoshida, quindi... Sempre piacevole. Allora, voi... no, voi lo devo usare per forza. Posso cercare di fare così. Vediamo se mi riesce un attimo. Switch a lui. Uso a fondo. Stiamo a togliercene uno da mezzo. Ok, ecco, 93. Già si sta attivando. Già sta iniziando a fare un pochettino di male. Voi siete resistenti agli attacchi d'arma da fuoco, quindi non ci penso minimamente. Il fuoco vi dà un pochino di problemi.
Devo resistere un pochino così. Ok. Mancato. Suka. Aglia. Cazzo, è rimasto con uno d'energia. Allora, visto che due li ho fatti fuori, facciamo una prova. Vai un attimo a terra. Parla. Allora, facciamo fuori soldi o voglio un oggetto? Siamo comunque dei ladri, a noi ci servono dei fondi. Sì, io forse avrei dato più oggetto, ma dai, però pure i soldi volendo. Allora, iniziamo a vedere con gli oggetti su che livello siamo messi. Ok, visto che abbiamo un amico in squadra ci aiuta. Strano boccone. Sai che non siamo nulla in confronto al re Kamoshida, vero? A te e tutta la tua generazione. Quella attuale fino alla settima siete tutte brutte persone. Allora, qui c'è una porta chiusa, attenzione. Magari c'è un'altra strada. Allora, dice che possiamo comunque salire qui sopra. E c'è un condotto lì. Ci sono degli oggetti giù, qualcosa da prendere? No. Quindi possiamo andare direttamente qui. Allora. Oh, attenzione, c'è un braccobaldo. Quindi anche dall'alto noi comunque possiamo selezionare di fare l'imboscata ai nemici nella zona inferiore semplicemente premendo il pulsante A. Quindi comunque è stato ottimizzato anche su queste cose in modo tale da rendere un pochettino più veloce il gameplay e non rompersi troppo i coglioni con 50.000 cose da fare prima. Però se manchi ci sono problemi. Che non muori? Ci vuole parlare. Possono parlarci anche loro se iniziamo a menarli. Quando il nemico si trova in pericolo di morte potrebbe tentare di supplicarti per salvarsi la vita, permettendoti di negoziare con lui e forse ottenere una persona. La personalità dell'ombra determina la sua tendenza a supplicare. Le ombre timide vi sono più inclini, mentre quelle irritabili supplicano molto meno. Dai, parla, cosa vuoi? Allora, tu dacci i soldi. No. Soldi. 331 yen. Vabbè, grazie mille. Quindi noi cresciamo di potenza, meniamo per una giusta causa. Non è che a noi ci piace menare perché siamo persone violente, ma se la situazione richiede della violenza e non è colpa nostra. Kamoshida è un pezzo di merda, non è che gli abbiamo detto fai lo stronzo a scuola, fai le tue cose. Le ombre nemiche hanno personalità che determinano le risposte che preferiscono. Saperlo ti tornerà utile per il successo delle negoziazioni. Le ombre giocose apprezzano le risposte spiritose, ma disprezzano quelle serie o vaghe. Quelle timide piacciono le risposte gentili, ma detestano quelle vaghe o scherzose. Le ombre irritabili apprezzano le risposte serie, ma disprezzano quelle vaghe o gentili. A quelle cupe piacciono le risposte vaghe, ma non quelle serie o scherzose. Puoi verificare la personalità di un'ombra selezionandola nella schermata della rapina oppure controllando la schermata di analisi. Allora, nello scrigno al momento c'è Anello della Brezza. Questo accessorio sembra possedere un potere speciale, scommetto che ci tornerà utile. Alcuni accessori consentono di usare un'abilità. Quando un membro del gruppo è equipaggiato con uno di essi, ottiene la possibilità di usare la rispettiva abilità. Puoi visualizzare i dettagli di un accessorio aprendo il menu con Y e vai in equipaggiamento e premi RT. Quindi se noi andiamo in equipaggiamento e comunque mettiamo gli accessori, vediamo che se diamo a qualcuno l'anello della brezza potrà utilizzare l'attacco che si basa sul vento. Quindi noi vediamo di metterlo a
Ryuji, che è quello che al momento ha delle bretelle che non ci servono più che altro, e gli mettiamo l'anello della brezza. Tutti questi oggetti che sono qui sotto sono tutti gli oggetti ottenuti con la versione Royale. Se vedete, sono tutte abilità e cose che potenziano di molto il personaggio, quindi noi non le toccheremo assolutamente. C'è anche la fascia del sesso. Allora, a questo punto qui non ci sono altri tesori e possiamo andare di qua. Allora, possiamo sbloccare la porta e ci abbiamo uno shortino qua bello pronto. Poi tesoro qui. Ok. Allora, cosa è successo? No, non possiamo andare avanti qua. 待て、あれを見ろ。 C'è un gancio. あそこにロープでもかけて登んのか？怪盗ってのはもっとスマートにやるもんだ。こういう時は Ok. Morgana è diventata Doraemon. Ci ha dato il ciuschi. Ha Bello il detto, ciuschi, tieni, però. prendi questo oggetto. Che cosa ci hai messo addosso? 我が輩が密かに作っておいたものさ。ワイヤーを使って Ci ha dato un rampino. 移動できるぜ。ま、習うより慣れろだ。まずは使ってみろ。 Allora, quindi noi abbiamo ottenuto il rampino. Allora, puoi usare il rampino per accedere a luoghi specifici di un palazzo dove troverai strade nascoste o forzieri. Quando sei vicino a un luogo dove puoi usare il rampino, la tua mano sinistra brillerà di azzurro. Inizierà poi a lampeggiare quando potrai utilizzarlo. Usare il terzo occhio ti permetterà di vedere i bersagli su cui puoi usare il rampino. Assicurati di correggere la tua posizione per usarlo correttamente. Quindi a noi ci prude la mano, ci fa... Sì. Noi vediamo con l'occhio e possiamo... E voilà, fare questo. A posto. Ora, come faranno gli alleati adesso a seguirci, visto che non hanno un rampino, non è un problema, perché loro ci sono. Sì. Ce l'hanno pure loro. Non lo vedete, ma ce l'hanno pure loro. C'è un nemico rosso incazzato. C'è un nemico rosso incazzato. Nemico rosso incazzato. No. おっと、強そうなのがいるぜ。 Nemico rosso incazzato vuol dire tanti punti esperienza, tante belle cose. O tante botte, attenzione. Allora, affrontare nemici feroci. Nei palazzi vagano nemici feroci circondati da un'aura rossa. Il livello di questi avversari tende a essere più alto rispetto alle ombre nei paraggi. Per negoziare con un nemico feroce devi danneggiarlo finché non cambia la sua postura da combattimento. A quel punto potrai procedere. Quindi fino a quando non lo attacchiamo e si indebolisce, non possiamo proprio provare a parlarci. No. Se non sei in grado di sconfiggere un nemico feroce, puoi sempre fuggire. Premi LT e seleziona fuga dall'opzione cambia tattiche. Quindi noi potremo fare così e provare a fuggire. Allora, noi abbiamo il risucchio vitale. Allora, tu sei di livello 7, quindi potresti servirci. Ti inizio a diminuire un pochino l'attacco, così rompi di meno i coglioni per quanto possibile. Allora, vediamo il vento. Non fa niente. Fuoco. Resiste addirittura, quindi potrebbe essere ghiaccio. Zio. Fendente potente. Capo da cazzo se è potente il fendente potente. Capo da cazzo di tua sorella. Allora, Giovanni, aspetta, fermati. Ah, però sei debole al ghiaccio. Aspetta. Aspetta. Allora, tanto ti becchi le botte. Noi finora, quando facevamo un assalto, i nemici morivano sul colpo. No. No, ragazzi. Non più. Allora. Curiamo Panther.
Aglia. Facciamo un attacco. No, non lo mancare. Allora. Vento già l'ho provato prima. Vento gli fa attacco normale. Quindi facciamo un po' di danno così. Tocca a noi e gli facciamo ghiaccio. Altro assalto. Gli SP sono quasi finiti. No, blocca. No. Suka. Morto. Minchia che culo. Va bene, però è 500 yen, 60 punti esperienza e un'armatura pesante sporca. Ok, quindi abbiamo anche un pochino di cose qui, ci dobbiamo curare. Ma penso che alla prossima safe noi ce ne dobbiamo assolutamente scappare da qua, anche perché noi potremmo... Allora, pane per l'anima che ripristina tutti gli SP, noi fino a quando non troviamo il modo di comprarlo, farmarlo, crearlo, ottenerlo, noi non lo useremo assolutamente. Goccia dell'anima l'abbiamo trovata. Quello te ne dà 10, quindi avendone un... Soma anche è impossibile che l'abbiamo trovato adesso. Il full riprenditi. Lo strato, diciamo. Penso che l'hanno... Sì, è possibile già. Altri oggettini così un pochettino più piccoli che comunque ci sono stati dati col DLC, usandoli non fa niente, ma questi qui sono leggermente tanto come cosa. Allora, ok, bisogna mettere qualcosa dentro qui. Allora, anzi preferisco poi investire il tutto per la prossima volta in cui torniamo. A questo punto manco per usarlo quell'oggetto, tanto una volta visto questo piano, visto che la safe è qui. Cavalluccio bello, tu sei debole a tuono, giusto? Ok, però vabbè, Morgana ci dà una mano. Allora, al momento ti devo uccidere, perché dobbiamo salire di livello per poter sbloccare più fusioni a questo punto. Allora, 8 esperienza, 192, Joker livello 7, ottimo, me la so chiamata. Aspettate un momento, Chrome, perché? Oh, grazie mille per la sub. Fratello, grazie Vittorio. Ma tipo questo era timido o cupo? Guarda, l'avremmo visto quando ci avremmo parlato. Io ti spiego come gioco e che strategia uso quando prendo delle decisioni, proprio perché, come ti ho detto, noi adesso niente ci vieta, se fossimo abili e forti nel giocare, già dal primo giorno disponibile, arrivare a prendere il tesoro e sconfiggere il palazzo. Si potrebbe fare. Dobbiamo valutare quello che abbiamo, quello che ci serve, quello che possiamo ottenere e come possiamo fare per ottenere il massimo. Noi adesso abbiamo la squadra di persone a piedi. Oi, quello, buonasera. La nostra squadra è piena. Quindi noi comunque continuare a combattere per ottenere altre persone è inutile, perché non possiamo prenderli in squadra. Quindi ci conviene farci questo piano in modo tale da prendere qualche altro yen e qualche altro punto esperienza, uscire, far terminare la giornata, vediamo un pochino con tutti questi soldi se per caso si sblocca qualche altra cosa, che comunque siamo in un gioco più aperto, ma comunque c'è sempre qualcosa di nuovo che viene aggiunto, quindi magari ci potrebbe uscire qualche altra cosa domani. Rientriamo all'inizio di un persona, soprattutto la prima volta, a fare tutti i palazzi o completare tutta la scena di gioco, mettiamola così, pressoché impossibile. Già però dalla seconda potremmo cercare letteralmente di terminarli
salvo se non ci siano momenti di trama che ci faranno uscire forzatamente dal gioco, entro la giornata in cui entriamo. Sì, sì, tutti maggiorenni, tutti, dal primo all'ultimo. 弱点狙いこれは Allora, loro sono deboli al fuoco. Anna sta finendo un pochettino 敵の弱点をつくのは無理 gli SP. In persona finire gli SP è morte. Non ci sono più alternative. Allora, però riusciamo... はなさそう No, che non ce la fa con gli SP. 今敵の弱点をつくのは無理 Allora. Ferma. Posa quel pene cordo per piacere. Ecco. Almeno abbiamo recuperato noi un po' di SP, però state rompendo un pochettino le scatole. Allora. Vediamo di tenerci un po'. Joker, non farti risucchiare, non è... Allora, poi uno può fare battuta volgare, non è il momento del risucchio questo, Joker. Svegliati un attimo, per l'amor del cielo. No, avevo letto l'ultimo messaggio, quello con tutti i maggiorenni. Tutti, ma sono tutti. Assolutamente. Non ce n'è uno che è maggiorenne qua dentro, a parte i professori, forse. Allora, dormina. Vabbè. Che qua già per dare il nome sexy a Panther, per il demone che ci ha ripreso perché a detta sua le stavamo facendo molestie sessuali, già proprio siamo messi benissimo. Allora, lui potremmo farcela. Vieni qua. E noi ci prendiamo un po' di tesori e di cose che ci sono qui in giro. Allora, uno zio a lei lo si fa con piacere. Possiamo fare un cambio con Morgana. Facciamo uno e l'altro lo possiamo fare... No, stesso con lui ce la facciamo, ok, solo che abbiamo finito letteralmente gli SP. Allora, almeno ci farmiamo un pochino di cose che non fanno male. Allora, 19, livello su, ok. Allora, qui c'è un libro. Ok. Prendiamolo. Il libro del palestrato. Ecco. Il libro del palestrato. Sembra uno strano libro sulle tecniche del bodybuilding. Ok. Va bene. Quindi abbiamo il libro del palestrato. Possiamo vedere altro se lo troviamo. Un libro che illustra i metodi più vari per sviluppare i muscoli. Ma questo sarà un libro del re, allora. Qui c'è qualcuno, no? Ci dovrebbe essere qualcosa qui. Allora. Penso che ce la facciamo. È un po' rischiosa, anche perché ci hanno visti sti figli di puttana. Allora, voi due andate giù con questo. Poi possiamo switchare a Panther che ha solo 7 punti, quindi io mi chiedo che cosa farà. Senti, colpisci tutti. Ok, uno fatto fuori. Ci abbiamo anche Joker, quindi... Abbiamo la debolezza, però è saltata la staffetta e devi morire soltanto tu. Suka. Suka. Uno non te lo dice per educazione, ma Suka. Morgana, non rompere la telecamera, sennò è finito. Allora. Qui dentro cosa c'è? C'è un altro libro. I segreti del palestrato? No, non credo. La dieta del palestrato? La dieta del palestrato ci potrebbe stare. E allora?
Libro della regina. Allora, andiamo a vedere che dice. Un libro sulla regina è piuttosto ponderoso. Chi è mo questa regina? Perché è ponderosa? Allora, c'è un altro nemico rosso lì e... Allora, aspetta. Allora, facciamo così. E noi andiamo qua e salviamo, no? Proprio per finire al meglio la serata. Ma se noi, ad esempio, no? Proprio ad esempio, facessimo così. Chi esce qui sotto? Rosso incazzato. Ma sei sempre tu. Sei quello di prima. Allora, aspetta. Il ghiaccio ce l'ho. Fermati. Allora. Partiamo con un assalto. Il problema è che se questo mi fa tanto male, io non è che mi possa tanto curare. Allora. Se entra sonno siamo a posto. Quando i nemici hanno dei malus come sonno, folgorazione, eccetera, facendogli male prendono danno tecnico e si fanno ancora più male. Per la gioia di grandi e anche dei piccini. Sempre. No. Non ti voglio parlare. Oddio, avrei potuto provare a prenderlo, però poi se si incazzava... Puttana tesoro. Vai a terra. Però sembra quasi presupposto. Aia, che cavolo stai? Però no, mo è a terra, quindi... Potrebbe valere la pena magari provare. Guarda, un tentativo lo faccio. Dammi il tuo potere, che se prendiamo lui, le cose stanno così. È un po' troppo debole per me, figliolo. Rafforzati e prendi questo oggetto. Ok, giustamente, visto che è di livello più alto e non lo possiamo ancora prendere, però ci ha dato un oggetto un pochettino più grosso. È buono. Re Kamoshida deve avere solo un culo fatto così, quindi non... Vabbè, arrivederci. Gentilissimo comunque. Allora, livello 7, però abbiamo ottenuto forse un'armatura che potrebbe farci del bene. E ci abbiamo guadagnato anche uno scrigno. Mazza del giudizio. Aspetta, fermati. Fermati. Allora. Un'arma contundente usata per giudicare i nemici. Attacco 72, precisione 93. Anche con confusione. Vabbè. E mazza sia. Allora. Onde evitare che inizio a rischiare come la merda, come tradizione vuole, come live precedenti già testimoniano negli altri persona. Questa è la dieta del palestrante. No, questa è la dieta. Libro dello schiavo. Boris lo diceva come serie, lo schiavo è importante, ci vuole uno schiavo. Allora, libro dello schiavo è un libro sugli schiavi, è piuttosto ponderoso. Queste nella libreria di Kamoshida ci sono tutti i libri ponderosi. Vabbè. Allora, quindi a questo punto abbiamo esplorato un bel po', ma per cause di forza maggiore dobbiamo un attimo andarcene, non è più possibile continuare, cioè non ce la facciamo proprio manco sicché. Allora a questo punto torniamo indietro, vediamo un attimo se possiamo fare qualcosa qui nella Velvet. Allora, salve. Anzitutto salviamo tutti. Poi allora, noi siamo di livello 7 e possiamo fare succube e la succube per Silky e Arsene.
Sen che è rimasto a livello 3. Faccio l'evocazione, poi è rimasto lì e non l'abbiamo più considerato, quindi va bene anche così. Allora, Sì. poi possiamo fare Gembu. これは強いペルソナです。 No, Saki Mitama, no. Succube cosa? Dormini a ribellione. 強力な力を持っているな。 Davvero che siamo nella fase che ci conviene farlo dicendo tutti, però. 引き継ぐ義 Siamo 務を così. 選びなさい。 Ok. Bufu, Rakunda. Io lo metterei agli altri, quindi l'attacco. No, che poi è danno maledetto, quindi non abbiamo copertura con i danni da maledizione. E no, non ce l'abbiamo ancora. Igor, siamo qua da 6 giorni. Ah, giustamente. 我はアルセウお前の中のもう一人の自分今この場から消え失せようと我は常に汝の傍らにありお前の運命が定まるその時またお会いし Guarda che abbiamo salvato nel grimorio, quindi ti possiamo anche riprendere, cioè non mi sembra il caso di farla così. Però vabbè, ci tieni a noi, va bene, va bene. Tornerà. È una Vabbè. minaccia quasi. Vabbè. Tornerà. Sì, ma guardi che io torno, Ma torno. Quando saremo pronti, quando il Vabbè. nostro fato giungerà. Allora, diciamo, noi abbiamo già la possibilità, potremmo creare Cloto, ma a livello 27, noi siamo di livello 7, siamo un attimo 20 livelli sotto. Altro non possiamo fare, quindi a questo punto, visto anche l'ora, riusciamo anche ad uscire fuori e vediamo un attimo もう終わりか。なんだ。 che cosa 時間です、囚人。 ci fa fare così da poter salvare. Allora, やめんのか。 dobbiamo ritirarci. Per oggi non è più possibile andare avanti. Allora, Però abbiamo fatto un bel lavoro. però abbiamo fatto un bel po' di punti. Abbiamo proprio. Abbiamo fatto già un bel po' così. Sì. Siamo fatti un bel pezzettone. Ok. Quando lascerai un palazzo, i tuoi progressi verranno mostrati nel registro di infiltrazione. I tuoi compagni faranno anche dei commenti su quanto vi resta da coprire. Siamo ancora lontani dal punto di svolta. Questo è Anche perché Morgana ha la possibilità, l'ha accennato prima, lei sente dov'è il tesoro, riesce a percepire quanto è distante da lei, quindi almeno così riesce a dirci quanto siamo lontani. Se siamo ancora lontani, c'è ancora da fare. c'è ancora un bel po' da fare. Yuji, è il primo assalto che facciamo. Aspetta, non ti preoccupare. Allora, Voi comprare, avete un po' più di MP. ecco qua. Quindi noi mo adesso abbiamo giocato, abbiamo fatto un po' di roleplay, abbiamo fatto i ladri fantasma, abbiamo fatto tutto, ci siamo divertiti con gli amici, ma dobbiamo tornare a casa, è sera, non... finita la giornata. Allora, dovresti studiare, quindi non ci sono, quando non ci sono clienti possiamo studiare anche qui direttamente nel bar. Non tocchiamo niente. Oh. Non facciamo niente, zio, non ti preoccupare. Va bene. Tu vuoi pulire il locale, non sarò io a fermarti. In bagno trovi tutto il necessario. Di sera potrai svolgere varie attività che ti aiuteranno nella vita di tutti i giorni. Studia al tavolo per migliorare la tua conoscenza. Al bancone puoi leggere e imparare diverse cose. Usare gli strumenti di pulizia nel bagno per pulire il LeBlanc migliorerà la tua gentilezza. Se trovi un cruciverba sul tavolo in fondo, prova a risolverlo. Se ci riuscirai, la tua conoscenza migliorerà senza far passare il tempo. Allora, Ci sta, ci sta. ora, il problema qual è? Penso che qualcuno già si possa essere posto il problema. Molti eventi non vengono spiegati o detti palesemente, salvo quelli in cui ci si impegna nel capire dove andare e quando andare, perché in alcuni momenti ci saranno delle piccole fasce di tempo dove dovremmo fare delle azioni particolari per prendere belle cose. Oi Regen, buonanotte. Buonanotte, bello. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione perché anche
semplice dettaglio come il cruciverba o la rivista che ci diceva lui, è una cosa che ci fa prendere più punti, visto che non perdiamo quella serata, perché noi adesso possiamo fare una cosa. Una volta fatta quella, si passa al giorno successivo, quindi dobbiamo stare bene attenti a quello che facciamo. Su internet hanno fatto un po' di tutto. Un po' di studio, stanza pulita, creato strumenti, dormito, lettura, riparato elettronica. Attenzione. Devo fare qualche al tavolo. Allora, noi iniziamo a vedere effettivamente sopra che opzioni abbiamo. Allora, se noi proviamo a esaminare qui, ti va di pulire? Ma assolutamente no. Mensola con libri vecchi, quindi giustamente possiamo iniziare a sistemarci camera. Ok. Facciamo questo cruciverba pazzo. Ah, giusto per far capire, io comunque il titolo l'ho finito quando è uscito tanti anni fa, però io tendo poi con i persone a dimenticarmi i piccoli dettagli, quindi molte cose così non me le ricordavo. Allora, stasera facciamo la rivista, visto che c'è. Quando risolvi un cruciverba, la tua conoscenza migliorerà. Cerca di individuare la soluzione che corrisponde al suggerimento e al numero di caselle. Vai. Allora, ragazzi, cruciverba. Ragazzi, dobbiamo fare il cruciverba. Allora, Gli anni scolastici sono suddivisi in... questa però è già la parola nascosta, diciamo, no? Puoi scegliere tipo di partire dalla... vedi. Lo fa l'insegnante. No. Spiega. Prova a spiega. Allora, aspetta. No. No. No, spiega... Non che... Ok, proviamo. Test per lo studente, esame. Esatto. E questo siamo già un attimino più sicuri. Poi, come fermi. Ok, un po' più facile però perché ti dà solo le lettere che ti servono. Esatto. Valutazione finale. Voto. Quindi quello centrale è semestri. Semestre. Ah no, aspetta, così. È esame e semestri. Perché il test dello studente... Per questo non mi stavo trovando un attimo pure io. Ah, Semestri. bello tronco. Molte scuole dividono l'anno in 2 semestri o 3 quadrimestri. In Giappone l'anno scolastico inizia ad aprile. Pensi un po' tu. Il governo giapponese però divide l'anno in modo diverso. Ad esempio, il periodo da luglio a giugno è l'anno del grano. Ah, abbiamo scoperto qualcosa di nuovo anche oggi. Inizia a aprile allora la scuola. E abbiamo preso un pochettino di punti. Gratis. Ok. E non abbiamo perso la giornata. E questa è una cosa importantissima. Allora, il ministro dei trasporti ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo il disastro ferroviario. È stato accusato di aver ignorato i possibili rischi alla sicurezza e si è rifiutato di rispondere. Ragazzi. Allora, a questo punto direi, se sei pure tu d'accordo, se qualcuno ha da ridire lo dica tranquillamente. Siamo a sistemare un pochino qua. Allora, no, vabbè, ti ho detto per farlo pure un pochettino a modo. Allora, qui potremmo metterci un televisore. Allora, io qua vedo una bicicletta e delle taniche. Iniziamo a togliere i libri qui da mezzo. Magari può esserci anche qualcosina che potrebbe esserci utile. Ok. Il pensiero sociale, sì. Ottimo. Va benissimo. Ok. Ok. Ok, almeno... Oh, ecco qua. Visto che comunque dobbiamo stare qua, almeno... E abbiamo trovato una televisore. Bello televisore... Molto modello vecchio, tanto tempo fa. Però va bene, va bene. Già l'aspetto un attimino più
sistemato così. Cazzarola. さてと Allora, e la giornata è finita. Allora, ありえねえよ no ragazzo, no. Forse la risposta è nell'automiglioramento. Stavo dicesse nell'autoerotismo. No, fortunatamente i ragazzi... Allora, lui ci ha consigliato di leggere qualche libro, quindi anche le conversazioni comunque tra i personaggi e scene di tutti i giorni comunque possono dare consigli, quindi comunque dobbiamo tenere attenzione. Allora, adoro leggere. A posto. Ok, è la libreria che già abbiamo visto prima. Ok, quindi dobbiamo vedere anche la biblioteca, scuola e la libreria a questo punto. Che cosa c'ha? Allora, salve. 始めようか Allora, professor Iruta, insegnante di biologia. Vabbè. Sì, sì. Infatti, professore, non fa interrogazione oggi, non... Vabbè, facciamo un test. Ecco, lo sapevo, a posto. Allora, tra A e B, quale riga sembra più lunga? Sono uguali in realtà. È solo un fatto di prospettiva. Ok. Le righe sono Vediamo il uguali. popolo di internet che cosa dice. Per il 94% sono uguali. これだそうか Professore Suka. Professore, nei 2 giochi precedenti siamo diventati gli studenti numero 1 di tutto l'istituto, quindi attento professore. Ragazzi, non avete ancora visto niente. やるじゃねえか E prendiamo anche dei punti bonus rispondendo correttamente. Yeah. Allora, なるほど le illusioni ottiche e il metaverso potrebbero essere più simili di quanto si pensi. Allora, che è successo? Dioci, un momento, mo è suonata la campanella. Un attimo, facci vedere un attimo le cose. Allora, i confidenti ti inviteranno a passare del tempo con loro via messaggio. Alcuni messaggi saranno più importanti di altri. Puoi accettare l'invito rispondendo al messaggio, ma non sarai costretto a rispondere immediatamente. Messaggi di testo senza risposta verranno etichettati come in attesa. Se attendi troppo a lungo per rispondere, l'invito scadrà. Non tutti i messaggi necessitano di una risposta. Accetta solamente gli inviti delle persone a cui sei interessato. よ Allora, abbiamo anche lei che no, no signorina, no. Per non attendere troppo, non è che il gioco dice se passano 10 minuti in game il messaggio non è più valido e quella persona non è più disponibile, no. Semplicemente se fai un'azione e passi alla fascia successiva, quella persona non sarà più disponibile per l'incontro. Allora, noi che cosa possiamo fare? Possiamo andare dalla dottoressa. Possiamo studiare. Allora, i giocatori cosa hanno fatto? Studio in biblioteca, gabbie di battuta, visita al palazzo. Minchia, lettera di sfida mandata. Ehi, Ehi, allora è possibile. No, e allora la prossima volta bisogna arrivare alla fine. bisogna andare alla lettera di sfida. Ok. Ok. Livello medio dei giocatori 9. Eh sì, perché effettivamente non abbiamo né farmato né altro. No, Quindi no, assolutamente no. che se fossimo stati da soli ci saremmo fatti una lunga serie di farmata a medio tempo, giusto per cercare di andare avanti e via. Noi mo adesso a questo punto almeno un'azione la facciamo.
Allora, però prima c'era qualcosa che dovevamo visitare o vedere? Allora, se prendiamo la metro e andiamo a Shibuya, c'è il sottopasso dove comunque centro commerciale sotterraneo, scusatemi, qui ci sono altri negozi. Ok. Ok, ah, quello che volevo fare è sicuramente questo. Allora, è andare qui. Visto che abbiamo trovato comunque un bel televisore nuovo, lui vende un bel lettore DVD. Ah, Quindi, se noi compriamo però il il telecomando. lettore DVD senza il telecomando, ma Mannaggia il cazzo. noi se ritorniamo a Shibuya, c'era nella zona centrale la videoteca. Quindi noi, a parte avere un'apparizione della Velvet in un vicolo, e questa cosa va bene, quindi possiamo accedere anche durante le giornate tranquillamente, noi possiamo noleggiare dei film. Allora, Gianmarco, 4.800 yen. Minchia. Porca la miseria, non lo possiamo so. fare la tessera da blockbuster. Porca la miseria. Mannaggia, per 100 yen. Allora, vediamo un po'. No. E allora a questo punto, visto che qua non possiamo fare questo, al cinema già si può andare? No, frega il cazzo. Quindi a questo punto facciamo confidenti o rispondiamo al messaggio di Giunpe, se a forza lo chiamo Giunpe, Ryuji, scusami. Allora, il gioco ci avvisa quando c'è un passaggio di livello nel social link con una persona. Quindi più passiamo del tempo con i confidenti dopo la scuola o di sera, più rafforziamo la loro fiducia nei nostri confronti. Scegliamo attentamente con chi passare il nostro tempo in modo tale che possiamo portare avanti i personaggi e sbloccare anche a loro o per abilità personali o per abilità di squadra altre abilità. Visto l'ora e visto che la cutscene durerebbe un po', noi facciamo così. Fermi tutti, ragazzi, tutti e due in attesa. Noi salviamo, stacchiamo la live adesso e vediamo al limite poi nei prossimi giorni di rifarlo e lo continuiamo un pochino. Quindi nel frattempo buonanotte a quello, buonanotte a chiunque è rimasto fino ad ora. Ragazzi, buonanotte a tutti, a domani, buonanotte.